Buongiorno, grazie a voi e ai presenti. Credo che il tema di questa mattina, Industria 4.0 nel manifatturiero veneto, strada fatta e prospettive future. Al di là del titolo sia un appuntamento molto importante perché vede la sinergia tra il sistema camerale, realtà molto importanti del nostro territorio, l'università, Veneto Lavoro, quindi un ulteriore elemento di costruzione di un percorso di crescita che viene dato con grande entusiasmo da parte della Camera di Commercio e delle istituzioni, perché sappiamo quanto è stato importante per le imprese l'investimento fatto nella digitalizzazione, nell'industria 4.0 o impresa, meglio chiamarla così facciamo contenti tutti. Quelle imprese che hanno investito in queste tecnologie sono quelle imprese che sono riusciti già nella crisi del 2008 a superarla e a crescere, e con la pandemia ovviamente questo tipo di tecnologia si è rivelato strategico, e quindi bene continuare su questa strada, bene a promuoverla e a dibattere su questo. Perché? Perché la competizione è una competizione forte e noi dobbiamo essere preparati, perché che piaccia o no, l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, quest'area è una delle aree più competitive. Quindi un ringraziamento, come dicevo, all'Osservatorio Economico, a Ca' Foscari, in particolare do anche il benvenuto al nuovo direttore, il professor Stefano Soriani, ma ricordo e ringrazio la collaborazione con il professor Corò e la dottoressa Peccaro. Noi come Camere di Commercio abbiamo una possibilità che è quella di avere la sorgente di tutte le informazioni delle imprese, fare statistiche, avere questi contatti, e in questa importante operazione noi mettiamo tutta la nostra conoscenza, le nostre relazioni, ma soprattutto anche la disponibilità che come centro studi di Union Camere possiamo mettere a disposizione. Lo mettiamo nel caso specifico, noi facciamo delle indagini congiunturali dove abbiamo la possibilità di intervistare 2000 imprese, quindi un numero consistente di imprese che servono molto per dare le statistiche e gli studi. Ovviamente questo tipo di attività ha tanti temi. Oggi si parla di digitalizzazione, ma si parla sempre di focus particolari legati ovviamente ad aree, a zone particolari dove si fanno ricerche. Non so, posso citare quella della montagna. Oggi sono su a Belluno, ma abbiamo fatto una ricerca sul legno, sulle potenzialità e così via. Insomma, tutti strumenti, tutti studi e analisi che, come dico, sono importantissimi. Poi adesso con il web abbiamo possibilità di raggiungere tantissime imprese e questo è un altro elemento positivo. Chiudo il mio intervento ringraziando comunque i relatori di questa mattina, il professor Corrò, il dottor Gianluigi Micheletto, il dottor Federico Furlani e l'amico Patrizio Boffa, che è il patron di Infinity Area, che collabora con noi e quindi anche un'eccellenza della nostra realtà veneta e trevigiana. Chiuderà la giornata il nostro segretario generale Roberto Crosta. Io auguro a tutti voi un buon lavoro e speriamo che questa pandemia si possa combattere quanto prima con questi vaccini e ritornare a una normalità. Però sicuramente anche quando ritorneremo alla normalità, lo strumento che questa mattina adopriamo del web sarà e continuerà a essere il nostro partner, perché vediamo che, come dicevo prima, ha tante opportunità da dare alle imprese nella crescita, nello sviluppo e nella comunicazione. Grazie a tutti voi e buona giornata. Grazie Presidente per i suoi saluti e grazie per aver fatto questo passaggio che evidenzia come questa ricerca sia frutto di un'azione di sistema fra più soggetti di integrazione dati. E allora, a proposito di soggetto che fa integrazione, do subito la parola al Presidente dell'Osservatorio Economico, Domenico Dalmò, questo osservatorio che riunisce tutte le associazioni del territorio di Treviso e Belluno, ma che fa sempre di più sponda con anche le istituzioni regionali, col centro studio Union Camere, con Veneto Lavoro. Domenica Dalmò, a te la parola. Buongiorno a tutti, benvenuto a questo nuovo incontro. Permettetemi di ringraziare Union Camere, il Presidente Mario Pozzo e il Segretario Generale Roberto Crosta
per l'attenzione che dedicano alle attività dell'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e Belluno e per aver reso possibile questa importante collaborazione di cui tra poco conosceremo i risultati. Non posso fare a meno di ringraziare il direttore del Centro Selisi di Ca' Foscari, il professor Stefano Soriani, e il professore Giancarlo Corò, che è stato il promotore di questa iniziativa. Un grazie anche alla dottoressa Arianna Pitarello e alla dottoressa Monica Plecchero, che insieme a tutto il gruppo di lavoro hanno realizzato la ricerca. Ringrazio anch'io, come il Presidente Pozza, i testimonial Gianluigi Michelotto del Giardino delle Idee, SRL, Federico Curlani e Stefano Gelain di Siemens SPA e Patrizio Boffa di Infinite Aree per essere qui oggi a raccontare la loro esperienza e rappresentare la capacità e il coraggio che serve per fare innovazione, cosa non facile soprattutto in questi tempi, ma che è essenziale per poter evolvere e crescere. Come sottolineava il Presidente Mario Pozza, quello di questa mattina è una tappa di un viaggio partito qualche tempo fa che perseguirà anche nei prossimi mesi. È già dal 2016 infatti che l'Osservatorio sta promuovendo una serie di indagini e di approfondimenti legati alle tecnologie 4.0 delle imprese manifatturiere venete. Con una pandemia da cui forse stiamo uscendo, ma da cui non siamo ancora fuori, questo tema ha un'importanza sempre più strategica per lo sviluppo del sistema produttivo dei nostri territori. Ma l'importanza del lavoro, che tra un po' conosceremo meglio, non sta solo nell'attualità del tema. Credo infatti che sia importante sottolineare come questa indagine sia frutto di un lavoro collettivo, come diceva il dottor Calegari. E qui voglio ringraziare tutti i soci dell'Osservatorio. Questa associazione è costituita da 29 soci tra istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali distribuite nelle province di Belluno e Treviso, e alcune di respiro più ampio come Veneto Lavoro e il Centro Selisi dell'Università Ca' Foscari. Ogni socio mette a disposizione risorse e competenze e di volta in volta vengono promosse collaborazioni specifiche come quella con Unioncamere, occasioni di confronto che servono ad arricchire ulteriormente le possibilità di raccontare da più punti di vista le trasformazioni e di condividerne il significato. Grazie a questa impostazione di fondo, anno dopo anno, l'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e Belluno è diventato un soggetto capace di far dialogare attori e sensibilità diverse tra loro, un organismo funzionale alle esigenze di saper guardare dentro i cambiamenti e cercare di stimolare riflessioni originali. Oggi penso che questo sia il modo migliore per guardare il futuro e i tanti problemi che, ahimè, siamo chiamati ad affrontare. Io ringrazio tutti per l'attenzione e auguro un buon lavoro a tutti. Grazie Domenico. Allora, il Centro Selisi di Treviso dell'Università Ca' Foscari è socio anch'esso dell'osservatorio, ma è stato soprattutto è il responsabile, il coordinatore scientifico di questa ricerca. Quindi do subito la parola al direttore Stefano Soriani per i suoi saluti e ringrazio. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Mi associo ovviamente a chi mi ha preceduto nel ringraziare i partecipanti a questo interessante incontro. Ringrazio
il presidente di Unioncamere Mario Pozza, il presidente dell'Osservatorio Domenico Dalbò, ringrazio Gianluigi Michelotto, Federico Furlani e Patrizia Boff per l'importante contributo che danno a questa giornata. E mi associo ovviamente ai ringraziamenti a tutte le colleghe, i colleghi, a tutti i collaboratori che hanno reso possibile l'organizzazione di questo incontro e la ricerca che oggi viene presentata. Il mio ruolo qua è un ruolo marginale rispetto all'organizzazione dell'incontro. Volevo solo sottolineare come incontri di questo tipo ben confermino quello che è il DNA del centro Selisi e quindi della presenza di Ca' Foscari a Treviso. Io in modo particolare ho ereditato, ho preso il testimone della direzione di questo centro da Giancarlo Corò, dal collega Giancarlo, che ha fatto tantissimo negli ultimi anni per consolidare e sviluppare il centro. Incontri di questo tipo, dicevo, confermano quella che è la vocazione fondamentale dell'essere Ca' Foscari a Treviso, cioè vale a dire guardare sostanzialmente i grandi processi che animano in una prospettiva soprattutto internazionale il contesto, i sistemi imprenditoriali, ma con una grande attenzione a quelli che sono i rapporti con gli attori, con i network che dentro il territorio contribuiscono a creare valore, competenze, nuove risorse da mettere a valore. Selisi contribuisce da tempo a questo sforzo con 2 corsi di laurea, una laurea triennale in commercio estero che è diventato da un anno commercio estero e turismo, anche a testimoniare l'importanza che il turismo può avere per un territorio come quello trevigiano e come l'area bellunese. Pensiamo semplicemente alla valorizzazione di siti UNESCO, il Prosecco, le Dolomiti e Venezia, rispetto ad un tema quale quello dell'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Una laurea magistrale che aveva come titolo Sistema Sviluppo Economico dell'Impresa e che è diventato un corso completamente in inglese in Global Development and Entrepreneurship con un doppio diploma con Strasburgo, 2 corsi di lingue molto orientate alla professione dell'interprete, del traduttore, quindi molto orientato anche ad un lavoro di supporto al business nei processi di internazionalizzazione, una laurea triennale in mediazione linguistica e culturale, una laurea magistrale in interpretariato e traduzione settoriale. A questi 4 corsi si è sommato nell'ultimo anno anche un corso magistrale in biotecnologia per lo sviluppo sostenibile, a conferma di come Ca' Foscari e Treviso voglia essere presente anche nel difficile processo di transizione ecologica ed energetica delle imprese che operano nel territorio. Vi dicevo il DNA o l'anima. Ecco, noi siamo convinti che dalle interazioni con gli attori, e quella di oggi è una dimostrazione importante del ruolo che questa interazione può avere anche per l'analisi e lo sviluppo del territorio. Ecco, siamo convinti che quest'anima debba essere consolidata e che quindi Selisi debba trovare nuova linfa per il proprio sviluppo nelle relazioni con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, con gli enti locali che in questo contesto operano. Rispetto alla giornata di oggi ho avuto modo di vedere i risultati della ricerca. Mi pare che siano dei risultati estremamente importanti e che confermano come la digitalizzazione non sia semplicemente uno strumento obbligato per competere meglio, anche se è evidente che questa è una dimensione di fondo, ma sia anche un modo per ripensare il modo stesso di fare impresa e l'approccio alla visione, alla pianificazione strategica nei suoi diversi campi. Stiamo vivendo giornate e settimane complicate come paese, come territorio, come università ovviamente,
Noi speriamo che il piano nazionale per la rinascita e la resilienza sia un piano che non sia semplicemente una lista della spesa di programmi non fatti nel passato, ma sia, come dire, la conferma di un nuovo approccio alle sfide e alle opportunità che abbiamo davanti. La giornata di oggi, parlando di digitalizzazione, va in questa direzione, va nella direzione di individuare un sentiero di crescita sostenibile e di sviluppo che noi dobbiamo sostanzialmente consolidare e sviluppare ulteriormente. Bene, ringrazio ancora tutti, è un onore per Selisi aver contribuito all'organizzazione di questo incontro e lascio la parola a Federico Calegari per il proseguo della giornata. Grazie ancora. Grazie direttore, grazie a tutti in verità per questi vostri interventi d'apertura nulla affatto rituali, ma anzi che confermano l'appoggio importante che date alla ricerca che facciamo sul territorio. Davvero di cuore questo ringraziamento per come poi noi vediamo e agiamo nei processi di ricerca. Allora, entriamo nel merito dei risultati. Siamo a 54 partecipanti esterni, oltre a noi gruppo relatori, quindi è una platea molto qualificata a cui ridò di nuovo il benvenuto. Allora, la scaletta è organizzata in modo, credo, piuttosto chiaro. I primi due interventi di Arianna Pittarello e di Monica Plechero andranno a illustrare gli esiti di questa ricerca. Arianna Pittarello in particolar modo vi darà conto proprio di quello che emerge da questa operazione che facciamo ormai da qualche anno di utilizzo intelligente del campione Union Camere sulla congiuntura. Sono oltre 2000 imprese alle quali sottoponiamo periodicamente un questionario dedicato proprio all'adozione delle tecnologie digitali. E Arianna, vedrete, vi darà conto di come, no, del quadro, di come si stanno diffondendo, in che modo queste tecnologie. Poi Monica Plechero avrà invece il compito di fare delle riflessioni più qualitative su come stanno evolvendo i modelli di business aziendali grazie a queste tecnologie, anche qui facendo degli ulteriori incroci dei dati. E sarà anche un intervento che preluderà al racconto, alle testimonianze aziendali alle quali rinnovo i ringraziamenti. Sono tre realtà rispetto alle diverse che abbiamo ascoltato e che speriamo di aver modo di coinvolgere anche in altri eventi e sicuramente nello spirito utilizzare, passatemi questo termine, questi casi aziendali come elementi pivot di ciò che si può fare oggi con le tecnologie e si può diffondere a livello di sistema territoriale. Ma non mi dilungo ulteriormente. Allora, Arianna, passo a te la parola per relazioni. Mi riserverò soltanto quel compito ingrato di richiamarvi sui tempi per stare insomma nella scaletta, quindi stiamo per cortesia, siamo in orario rispetto a quanto stiamo nei 15-20 minuti concordati. Arianna, a te la parola e grazie di nuovo a tutti. Grazie mille Federico e buongiorno a tutti e bentrovati. Appunto, come anticipava Federico, io sono Pittarello Arianna e lavoro nel team che lavora all'interno dell'area studi e ricerche di Union Camere del Veneto. Il mio compito di oggi è un po' di darvi i numeri i numeri della diffusione della digitalizzazione nelle imprese manifatturiere del Veneto, ed è stato possibile raccogliere queste informazioni appunto grazie a focus specifici che sono stati introdotti all'interno dell'indagine Veneto Congiuntura, distribuita trimestralmente a tutte le imprese manifatturiere venete con almeno 10 addetti. Abbiamo appunto fatto delle domande specifiche per capire il livello di innovazione, le tipologie di tecnologie e quali miglioramenti le nostre imprese venete hanno introdotto nei processi produttivi. Siamo riusciti ad avere una serie storica di circa 3 anni
che ci ha permesso di dire come l'evoluzione della digitalizzazione sia cresciuta in maniera esponenziale, di quasi 20 punti percentuali, perché siamo partiti con una prima indagine nel primo trimestre del 2017 dove solamente un 32,8% del nostro campione ci diceva che aveva adottato almeno una tecnologia, per passare poi a un 39,2% del campione nel terzo trimestre 2018, cresce ulteriormente nel secondo trimestre 2019 con un 44,5% dei rispondenti, appunto per finire nel secondo trimestre 2020 a un 52,6%. Quindi siamo arrivati che più della metà delle nostre aziende, delle imprese manifatturiere, ha adottato almeno una tecnologia all'interno dei loro processi produttivi, e questo trend di crescita si vedrà che continuerà anche in futuro, perché se almeno un 70% del campione ci ha risposto che prevederà in futuro di adottare almeno un'altra tecnologia. Quindi questo ci dà una spinta, una visione fiduciosa di quello che sarà il futuro e l'aumento del livello di innovazione all'interno delle imprese manifatturiere. Ovviamente in questi 3 anni c'è stata una maggiore propensione ad investire da parte delle imprese nel digitale, sicuramente per una maggiore conoscenza del digitale stesso e anche la possibilità di accedere ad incentivi proposti dal governo, e anche dal fatto che molte tecnologie sono diventate meno costose. Quindi aumenta il numero di imprese innovative, ma aumentano anche il numero di imprese che possiedono non solo una tecnologia, ma più di una tecnologia. Infatti, come si può vedere in questo grafico, la percentuale nel secondo trimestre del 2020 di imprese che adottano 3 tecnologie è dell'8,5%, arriva al 9% per chi ha all'interno dei propri processi produttivi 4 o più tecnologie. Eravamo partiti da un circa 4,8% nel primo trimestre 2017, per chi aveva investito in 3 o più tecnologie. Quindi c'è un trend di crescita nella numerosità dell'adozione di queste tecnologie. Ma allora vediamo chi sono gli attori che hanno partecipato a questa quarta rivoluzione industriale, quali sono le caratteristiche delle imprese più digitali, più innovativi. Al secondo trimestre del 2020 notiamo che i settori più digitalizzati, più innovativi sono stati quelli delle macchine elettriche ed elettroniche, i mezzi di trasporto e la gomma plastica. Questi 3 comparti arrivano addirittura ad aver adottato nel 60% dei casi almeno una tecnologia. Invece i settori che ancora non sono ancora aperti o comunque non hanno adottato delle innovazioni digitali all'interno dei loro processi produttivi sembrano essere quelli del tessile e dell'abbigliamento e del legno immobile. Ancora più della metà del nostro campione dichiara di non avere ancora adottato una nuova tecnologia digitale. Per quanto riguarda invece i territori, le province più virtuose nel digitale possono considerarsi le province di Vicenza e Verona, perché oltre la metà del campione risponde di aver adottato almeno tecnologia. Inoltre più del 30% dichiara di avere all'interno dei propri processi produttivi dalle 2 o più tecnologie. E invece il territorio che forse necessita di maggiori conoscenze, maggiori investimenti nel digitale sono il territorio del Veneziano e della provincia di Rovigo, che anche in questo caso più della metà dei rispondenti delle aziende che si trovano in queste 2 province dichiara di non avere ancora adottato nessuna tecnologia. Per quanto riguarda la classe dimensionale, ovviamente c'è una differenza tra le medie e grandi
imprese, quindi le imprese con più di 50 addetti, che per il 72,5% dichiarano di avere almeno una tecnologia. Ma è interessante anche sottolineare come quasi la metà del campione delle piccole dimensioni abbia comunque adottato all'interno dei processi produttivi una tecnologia, che è un risultato abbastanza interessante e confortante, e ci fa capire che non solo le grandi ma anche le piccole imprese sono in movimento e sono in moto, sono aperti a questa digitalizzazione, ad abbracciare questa industria 4.0. Ma siamo un po' curiosi di quali sono le tecnologie che le nostre aziende venete ritengono più utili, più fruibili e più interessanti da adottare all'interno delle loro attività produttive. Spicca quasi un 54% del nostro campione che dichiara che la robotica e l'automazione sia la tecnologia più versatile e più utile da introdurre all'interno dei propri processi aziendali. Seguono con solamente un 14% dei rispondenti l'adozione dell'industria all'internet e dell'Internet of Things. Seguono i servizi cloud, ma molto probabilmente spinti da questo ultimo periodo di crisi che ci ha obbligato a mantenere un lavoro a distanza. Ma perché le nostre aziende venete hanno introdotto queste nuove tecnologie? Sicuramente è favorito il diffondersi del tema del digitale, ma si vede come circa il 48% del nostro campione ritenga utile adottare queste tecnologie per avere più efficienza e più flessibilità nei processi produttivi e nell'organizzazione del lavoro, soprattutto per i settori della carta e stampa, del marmo e della ceramica e della gomma e plastica, mentre nei settori delle macchine, degli apparecchi meccanici, il legno e mobile e dei mezzi di trasporto, queste nuove tecnologie servono a migliorare la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori ed eventualmente sviluppare nuovi rapporti con nuovi clienti e nuovi fornitori. Invece meno diffusa l'idea che le tecnologie e l'innovazione digitale aiuti ad avere delle nuove opportunità di mercato e di sviluppo di nuovi modelli di business. Ma vediamo un attimo, l'introduzione di queste tecnologie ovviamente richiede delle competenze diverse rispetto al passato. Questa rivoluzione 4.0, oltre a migliorare i processi produttivi, richiede delle competenze più adeguate che riescano a rimanere al passo con la continua modifica e miglioramento di queste innovazioni. Allora, le nostre aziende nel terzo trimestre 2020 dichiarano che quasi il 41% di loro ricerchino delle competenze tecniche e ingegneristiche, circa il 38%, 39% competenze organizzative e manageriali. Però mi voglio soffermare su questa fetta di aziende che ci dice che 20% di esse ricerchino delle competenze green e di sostenibilità, forse proprio perché anche le imprese venete stanno cercando di mettere in moto quel binomio tra la trasformazione digitale e la sostenibilità e la green economy. Quindi questo può essere un punto interessante da monitorare anche nelle prossime indagini che andremo a fare. Ma il nostro territorio è pronto, ha a disposizione le competenze che le aziende richiedono? E abbiamo visto che una fetta di imprese ci dice che appunto
concorde che le maestranze necessarie per lavorare su queste tecnologie siano un po' più specifiche, e loro stesse dichiarano di aver investito, vogliono investire nella formazione delle proprie maestranze. In particolare spicca il territorio di Belluno, quasi circa il 39% di rispondenti ci dice questo, associato forse al settore dell'occhialeria, appunto il distretto dell'occhialeria che si trova nel territorio bellunese, vicino alla media, diciamo, del 18% della regione, ci sta il comparto della gomma plastica. Un altro aspetto forse più interessante è che queste maestranze sono di difficile reperimento, e quindi le imprese non riescono e non trovano personale adeguatamente preparato per poter interagire con le nuove tecnologie che hanno introdotto nel proprio sistema produttivo. In particolare la provincia che soffre maggiormente di questo è la provincia di Padova, quasi il 22% del nostro campione ci dice questo. I settori più in difficoltà sono quelli del mezzo del trasporto, il 31%, e di nuovo ritroviamo la gomma e plastica. Ovviamente tutto questo, e anche il Presidente prima ha nominato l'emergenza Covid, cosa ha influito? Come ha influito l'emergenza Covid sull'adozione delle nuove tecnologie? Beh, vediamo che circa il 10% del campione dichiara di aver adottato almeno una nuova tecnologia all'interno del proprio processo produttivo per far fronte a questa emergenza, e nello specifico i comparti che si sono mossi durante questo periodo di crisi sono stati i comparti delle macchine elettriche ed elettroniche, la gomma circa il 18% dei rispondenti, la gomma e plastica il 16,1%, e i mezzi di trasporto. Anche le medie e grandi imprese, circa il 21% di loro hanno appunto dichiarato che questa pandemia li ha spinti ad adottare nuove tecnologie. Ma invece per le imprese che già erano digitalizzate, già quelle che erano innovative, come sono state aiutate da queste tecnologie nell'affrontare l'emergenza Covid? Beh, il 24% di loro ci dicono che sono riusciti a mantenere attiva la propria attività produttiva, un 20% dichiara che le hanno aiutati nella gestione dello smart working, e circa il 15% di esse sono riuscite, grazie a tecnologie appartenenti all'industria 4.0, a modificare e a riconvertire la propria produzione, proprio per magari evitare la chiusura forzata dovuta dal lockdown governativo. E con questo io concludo il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione. Grazie molte Arianna che sei stata nei tempi, grazie molte per la tua chiarezza. Mi pare, sottolineo come già da questo primo sguardo orizzontale sui dati emergano molti aspetti che adesso andremo a approfondire, ne richiamo solo alcuni. Beh, intanto c'è un tratto di fondo in questa crescita della platea di aziende adottanti che è confortante, che è un segnale confortante, anche se appunto questa accelerazione anche indotta da Covid ha generato dei punti critici, delle torsioni rispetto all'allineamento delle competenze, ma ci sta, questa accelerazione crea delle inevitabili torsioni su cui ci andremo a riflettere. Ovviamente abbiamo visto anche i settori che in qualche modo o per vocazione o per necessità sono più dentro alla questione digitale. Era abbastanza atteso trovare i mezzi di trasporto, l'automotive, sappiamo che è una delle industrie che a riguardo, anche rispetto al dialogo che le nostre imprese hanno con le filiere internazionali, il tema che ricordava appunto Stefano Soriani, gioco forza devono attrezzarsi con la
connettività digitale. È interessante anche certi eventi che stanno accadendo sul territorio. È stato richiamato l'occhialeria, non a caso oggi il nostro presidente lì a Certottica a come il distretto si sta ripensando attorno al tema della connettività digitale, Gomma Plastica, perché sappiamo che dietro c'è tutta anche l'industria molto evoluta della stampistica, insomma, che sono anelli centrali della filiera molto importanti. E non ultimo questo binomio che Arianna ha fatto molto bene a sottolineare del 4.0 con il green. Allora, da questo primo sguardo generale, adesso Monica Plechero ci accompagnerà in una lettura un po' più profonda e qualitativa rispetto a quello che sta accadendo dentro le aziende. Monica, a te la parola, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Un attimo condivido le mie slide. Ecco qua. Allora, io sono Monica Plechero, Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, faccio parte del gruppo di ricerca del Centro Selisi e vi voglio un po' illustrare, diciamo, l'evoluzione tecnologica del territorio, l'evoluzione anche dal punto di vista della complessità tecnologica che è stata raggiunta dalle imprese manifatturiere. E lo faccio attraverso un'analisi di un sottocampione importante di imprese che siamo riusciti a seguire nelle varie indagini di Unioncamere e attraverso dei casi studio che abbiamo seguito sul territorio. Abbiamo fatto varie interviste a delle imprese, grazie anche, diciamo, alle piattaforme tecnologiche. È stato veramente interessante riuscire a fare queste interviste lo stesso. Lo abbiamo fatto su tutto il territorio, su tutte le province. Abbiamo guardato a imprese di vari settori, sottosettori, a partire dal legno al legno arredo, all'agroalimentare fino alla meccanica. Allora, io voglio partire intanto con questa slide che vi mostra in modo, siccome abbiamo monitorato un sottocampione, quindi siamo riusciti a seguire le stesse aziende, e vi mostra come nel terzo trimestre 2020 in realtà queste aziende sono riuscite ad adottare tecnologia in modo veramente importante, quindi diciamo è il 63% di questo campione che è riuscito ad adottare tecnologie, perciò siamo riusciti con maggior precisione a vedere fino a dove sono arrivate queste imprese proprio perché abbiamo monitorato quelle che anche in passato hanno risposto alle stesse domande. E vi mostro con questo, diciamo, grafico un po' il trend tecnologico di queste imprese. Allora, vediamo nell'asse orizzontale diciamo, l'anno, lo stato di adozione in quell'anno, no? E in verticale la percentuale di adozione sul totale degli adottanti. Allora, cosa spicca qui? Innanzitutto si vede come nel 2020, nel secondo trimestre 2020, rimangono prevalenti queste tecnologie, cioè sicurezza informatica, che è una tecnologia che è a supporto, diciamo, più che altro dell'impresa, più che essere una tecnologia che muove nuovi modelli di business. Robotica automazione, che noi sappiamo benissimo che è il backbone del sistema manifatturiero veneto, quindi non c'è da sorprendersi se l'investimento è lì, e i servizi cloud. Però rimangono ancora un pochino meno diffuse le altre tecnologie. Tuttavia, se noi guardiamo un po' la previsione futura, vediamo come quelle altre tecnologie che sono strategiche oggi, che sono quelle che veramente possono fare la differenza, siano in previsione in aumento. Cioè gli imprenditori hanno detto vogliamo investire in quelle, quindi in Internet of Things, in Big Data, in sistemi di produzione additiva, in intelligenza artificiale. Guardate come l'intelligenza artificiale tenderà poi a crescere, che è una tecnologia che nel territorio per ora è stata usata, diciamo, ancora molto poco, che è stata usata anche, diciamo, non in modo particolarmente sofisticato. A volte è semplicemente una tecnologia che è inclusa nel macchinario. Allora vi voglio mostrare anche, attraverso questo grafico, qual è lo spazio tecnologico delle imprese del territorio. Questo è interessante perché vi mostra, vedete, i pallini sono le imprese del nostro sottocampione e i quadrati sono le tecnologie, e noi vediamo come le imprese si collegano alle varie tecnologie. Questo vi dà delle informazioni in più rispetto al numero di tecnologie che le imprese adottano, cioè dove si collocano in questo spazio le imprese.
Allora, noi vediamo che qui c'è una serie questa è la complessità tecnologica raggiunta a fine 2018. Alcune imprese di questo nostro campione dovevano ancora collegarsi a qualche tecnologia e sono quasi un terzo di questo campione. Alcune avevano semplicemente delle tecnologie, vedete i pallini rossi, cioè una tecnologia, ed è soprattutto, come abbiamo visto, legata a quelle tecnologie di base che tutte le aziende ormai hanno, che è robotica e sicurezza informatica. Quello che è interessante ed è dove si costruisce il vantaggio competitivo, è quella, diciamo, cluster che io ho sottolineato con il fucsia e con il grigio, che vi mostra dove le aziende si stanno collegando con altre tecnologie. Ed è lì che è lo spazio dove si gioca l'evoluzione delle imprese, cioè con Internet of Things, Big Data, servizi cloud, sistemi di produzione additiva che si combinano alle altre tecnologie. E questa è l'evoluzione già in un paio d'anni, cioè vediamo come aumenta questo cluster dove noi possiamo trovare il vantaggio competitivo perché sono le aziende più interconnesse e le aziende connesse anche alle nuove tecnologie più strategiche. Ovviamente noi abbiamo ancora una parte periferica legata a tecnologie come la realtà virtuale, la blockchain, però qui rispetto a 2 anni prima troviamo un ruolo più centrale dei big data, anche in collegamento con i servizi cloud, in collegamento con i sistemi di produzione additiva, in collegamento con robotica e automazione. Vedete come quelle aziende si collegano a tutte queste altre tecnologie. Ha il ruolo di intelligenza artificiale che rimane sì marginale, però le aziende iniziano a combinarlo non solo con la robotica e automazione, ma anche per esempio con i big data, con Internet of Things. Non so se vedete questi collegamenti che noi troviamo qui. Ecco qui. E qui sotto vabbè, non si vedono, comunque, e perciò c'è un'evoluzione interessante che sta avvenendo. E se noi guardiamo la proiezione futura, vediamo questo cluster principale di aziende che hanno un potenziale importante dal punto di vista dei vantaggi competitivi che possono ottenere le tecnologie, che si sposta e si allarga verso anche quelle tecnologie più periferiche che abbiamo detto prima, la realtà virtuale, digital, ma anche le tecnologie come digital twin che stanno prendendo piede. Allora, attraverso i casi, questo è ben confermato. Ovviamente quando si intervistano le imprese si ha veramente l'idea di come queste tecnologie si muovono all'interno dell'azienda. Gli imprenditori non hanno a volte come noi diciamo in mente la tassonomia, ma ti spiegano cosa sta davvero succedendo. Allora, sappiamo benissimo che l'automazione e la robotica è un must. Ormai tutte le imprese lo stanno facendo, è diciamo un passaggio necessario, una tendenza in tutti i settori nel mercato. Cos'è che sta invece avvenendo che è interessante, che noi abbiamo visto? Da una parte ci sono le tecnologie che supportano l'interconnessione fra hardware e sistemi software e gestionali. Ovviamente questo non è una cosa nuova, ma cos'è nuovo? È la gestione strategica, l'interconnessione strategica nell'utilizzo dei dati. Gestione ordini, programmazione, produzione, vendite e servizi post vendita, molto tutto a valle. Si assiste anche a una forte strutturazione della base dati aziendali, quindi i dati assumono veramente valore strategico per la pianificazione, cosa che anni fa era impensabile per la piccola impresa, veramente pianificare con precisione quello che può succedere nel futuro, e i dati stanno diventando una cosa importante. Le tecnologie additive come la stampa 3D viene utilizzata non solo per la produzione di piccoli lotti, ma per velocizzare e anche sperimentare le attività. Per esempio mi viene in mente una delle aziende che abbiamo intervistato che fa sedie, una bellissima azienda, che ci ha raccontato come le stampanti 3D a volte possono servire anche per ricreare una piccola e veloce modifica della sedia, quando per esempio c'hai un rivale e una grossa commessa davanti e il cliente vuole una certa cosa e tu gli proponi qualcosa di meglio, anche se diciamo a parità di prezzo, a parità di quello che erano le specifiche del cliente. In alcune aziende le tecnologie sofisticate, come abbiamo detto, intelligenza artificiale e anche la realtà virtuale, sono in fase di introduzione. E in un paio di aziende che abbiamo intervistato, la cosa interessante che noi abbiamo visto è come questo sia lo studio, cioè non è l'algoritmo all'interno della macchina, ma è
Adesso cosa posso fare con queste tecnologie? Quindi un paio di aziende hanno assunto dei fisici per studiare anche e capire le potenzialità di intelligenza artificiale. E quindi queste nuove figure che emergono sono importanti, vuol dire che ci sono delle aziende capaci di avere visione. C'è anche un discorso sull'intensità tecnologica. Noi abbiamo visto che le aziende che abbiamo intervistato, che hanno tecnologie più complesse, interconnesse, e hanno questa capacità di visione e anche una minor dipendenza tecnologica dei fornitori di tecnologia. Questo è importante perché vuol dire essere capaci da soli di trovare un vantaggio competitivo nuovo e quindi non affidarsi a quello che c'è già sul mercato. Allora, per quanto riguarda gli impatti sulle strategie, ovviamente, come vi ha mostrato benissimo Arianna prima, si parla soprattutto di efficienza, rapidità di risposta, e questo è ovvio perché c'è una frenesia nel mercato che gli imprenditori hanno sottolineato importante e c'è la necessità di raggiungere gli standard. E quello che abbiamo trovato però sono state delle cose interessanti. Una che non è tanto sul vantaggio competitivo, ma è sull'uso, che molto spesso ci dimentichiamo, no? Il fatto di migliorare la sicurezza dei prodotti, sicurezza nei lavori pericolosi, allora uso la macchina e l'uomo lo metto a fare qualcos'altro, magari di più creativo, perché la tecnologia me lo permette. Ma ci sono due aspetti che noi abbiamo visto e che sono veramente il potenziale nel sistema territoriale veneto, che sono un aspetto di servitization. Cosa vuol dire? Diverse aziende attraverso le tecnologie cercano nuovo valore nella gestione dei servizi. Quindi io smaterializzo, ma smaterializzo in modo diverso rispetto al passato. Quello che io sto facendo è un servizio post vendita, un customer care attraverso le tecnologie. Siccome io uso tecnologie sofisticate, soprattutto anche le aziende che fanno macchinari, io più che venderti la macchina, ti vendo l'assistenza. E questo cambia completamente il modello di business delle persone, ma questo crea anche servitization, non è solo per le aziende che fanno macchinari, sono anche per le aziende del Made in Italy che possono usare i dati per creare customer care. E ovviamente questo effetto lo vediamo anche nei rapporti di filiera, nel network. Cioè noi non abbiamo visto in questo periodo, soprattutto il periodo pandemico, un'evoluzione del numero dei rapporti, del numero dei clienti, ma abbiamo visto un miglioramento, un consolidamento dei rapporti. E i mercati poi, per chi ha il mercato diciamo non saturo, questo crea un differenziale rispetto agli altri concorrenti. Per i mercati saturi portano le aziende a ripensare business nuovi, cioè cosa posso fare? Forse è meglio che investo in una nuova macchina lo faccio velocemente perché ho la mia stampante 3D, questo l'ho visto in un'azienda che fa diciamo, macchinari per il settore tessile e riesco a creare attraverso un adattamento di una parte del macchinario qualcos'altro per vendere. Ecco. Allora, se noi guardiamo dove si genera il valore nel nostro sistema manifatturiero, troviamo delle cose veramente interessanti. Uno, le tecnologie danno la capacità di moltiplicare gli usi, non è tanto, cioè molte aziende fanno la standardizzazione modulare. Cosa significa? Che la macchina ti fa tanto, oggi la macchina fa la qualità. Allora cos'è diverso? È che io mi reinvento il contesto di uso, è che lavoro nell'ultima parte della mia produzione e mi reinvento il contesto, cioè modifico dove posso usare questo prodotto, perché ho le possibilità di fare questa prima fase a monte. Abbiamo la possibilità di avere l'accesso alla servitization, direi, perché noi prima avevamo solo accesso alla qualità. Siamo bravi artigiani, ma quello che dobbiamo fare è cercare di servire attraverso delle conoscenze che prima non avevamo. Noi avevamo conoscenze soprattutto del saper fare. Adesso la codificazione, i dati, soprattutto i dati, danno del valore importantissimo che le imprese stanno iniziando a utilizzare con intelligenza. E la creatività. Creatività vuol dire generare nuove idee attraverso le macchine. Le macchine non rubano in questo senso il lavoro creativo degli uomini, ma sono a supporto. Per esempio, essere creativi qui vuol dire saper sperimentare velocemente qualcosa di nuovo, saper anche
e in un certo senso reinventarsi quando c'è una fase come la fase pandemica. Mi viene in mente una delle aziende, è un colorificio che ha fatto un'academy online per i propri distributori, dove spiegare come vengono usati i propri colori. Poi anche le aziende, uno dei casi è appunto il Granaio delle Idee, vi mostra anche come la creatività è a supporto di questi processi. Allora, un altro aspetto che secondo noi era veramente importante monitorare, al di là di tutto questo e di capire dov'è il valore aggiunto, è il rapporto con l'internazionalizzazione, perché noi sappiamo che questo è un periodo difficile in cui c'è questa contrazione delle attività ovviamente globali, ognuno si trova diciamo con una riduzione anche delle capacità di export, con una riduzione dei rapporti di filiera. Allora abbiamo cercato di capire qual è il rapporto. E noi attraverso i casi abbiamo visto come le tecnologie di internazionalizzazione sono legate da un rapporto circolare, cioè la spinta tecnologica avviene dai processi di internazionalizzazione. Guardate che gli standard tecnologici di tracciabilità e gli standard di sicurezza che sono richiesti oggi sono fondamentali e molte aziende hanno dovuto adeguarsi per questo. Dall'altra parte c'è un ruolo importante, diciamo, delle tecnologie sull'upgrading del ruolo internazionale. Se in questo momento comunque non possiamo parlare di espansione dei rapporti, però i rapporti aiutano a consolidare le relazioni, e le relazioni a valle con i clienti internazionali, ma anche con le multinazionali. Non dimentichiamoci che ci sono tante multinazionali che, sebbene operano con le nostre piccole imprese, e le scelgono perché sono capaci di gestire dei flussi importanti. Mi viene in mente un'azienda di Vicenza che ho intervistato nel meccanico, dove anche tutti i dipendenti hanno diciamo, i telefonini a portata di mano, riescono a gestire i flussi informativi in modo efficiente e hanno degli ottimi rapporti con le multinazionali. Allora, tornando al nostro network iniziale, io vi mostro il cuore, quello che noi avevamo visto prima. Adesso i colori sono diversi qui. E il fucsia qui non vi mostra tanto, questo è già il cuore delle nostre imprese, vi mostra chi sono. E sono le imprese esportatrici. Vedete, tutte quelle fucsia sono esportatrici. Quelle, diciamo, le imprese solo nazionali sono quelle in rosso. Cosa vuol dire? Che il valore aggiunto è dominato soprattutto da queste imprese. Quindi c'è una relazione molto forte. Sono imprese dinamiche, c'è una circolarità virtuosa, diciamo, di questi aspetti. E lo vediamo anche nelle performance degli adottanti sul fatturato estero. Guardiamo un attimo come le imprese che hanno adottato rispetto alle imprese che non hanno adottato, sebbene abbiano avuto una contrazione, per esempio nel secondo trimestre 2020 importante, sono riuscite poi, diciamo, ad aumentare. La variazione media del fatturato è stata più positiva per loro rispetto ai non adottanti. Vuol dire che sono un po' più resilienti, secondo me. E questo è anche frutto poi delle altre cose che abbiamo trovato. Nell'ultimo trimestre chi è riuscito a riprendere gli ordini quando la domanda era ripresa, perché vi ricordate dopo l'estate la domanda era un po' ripresa, la domanda globale. E quindi noi vediamo come la variazione media congiunturale degli ordini esteri è già migliore per le aziende adottanti o chi ha adottato almeno 3 tecnologie già dal 2019. E se noi vogliamo vedere questa capacità di resilienza nel lungo periodo, dobbiamo anche capire cosa sta succedendo e cosa è successo nel passato. Allora, siamo riusciti a collegare questo sottocampione con i dati di bilancio e abbiamo fatto un po' di analisi. Adesso vi mostro le medie semplicemente perché sono dei grafici molto semplici che vi mostrano che c'è una chiara e netta capacità degli adottanti. Qui i ricavi pro capite, vedete la linea rossa, sono superiori per le adottanti, quindi vuol dire che sono misurati in base alla dimensione dell'impresa, in base al numero di dipendenti. Il valore aggiunto pro capite è superiore, vedete la rossa. La capacità finanziaria è particolare. Se c'è, in questo caso, vedete, un minor indice di indebitamento a breve, guardate qui, e questo è interessante, c'è un maggior indice di indebitamento a lungo. Cosa vuol dire? Sono imprese che investono. Sono imprese che, vedete dal 2014 anche come è cresciuto questo indebitamento,
ed è proprio l'anno, perché anche attraverso diciamo, siamo riusciti a vedere anche l'anno di adozione precedente per queste imprese, e nel 2014 iniziano veramente le imprese del territorio ad aumentare la loro capacità tecnologica, e noi vediamo questa capacità di investimento, questa minor, diciamo, questa maggiore indipendenza anche finanziaria, cioè sono aziende che stanno più in salute. Allora, il piano Calenda, gli incentivi sono stati fondamentali in generale, però non sono state, per le aziende che abbiamo intervistato, il motivo principale di adozione di queste tecnologie. Queste aziende che abbiamo intervistato, che le abbiamo selezionate, alcune di loro sono state selezionate come le più virtuose dal punto di vista delle performance a livello settoriale, quindi abbiamo detto: ma chi sono questi? Questi che performano bene e che hanno le tecnologie? Beh, sono aziende che hanno già una capacità virtuosa, hanno rapporti con le banche perché sono delle top performance, e questo fa riflettere anche su cosa sta succedendo alle altre imprese. Cioè noi, la difficoltà è aiutare chi non è virtuoso, perché quando si mette in moto un circolo virtuoso di finanziamento, di investimento, di risorse umane, che qui non ho trattato, ma abbiamo trattato la volta precedente che abbiamo fatto l'analisi, e si vede che questo dà frutto ed è anche già circolare, quindi c'è un humus sul territorio importante che noi dobbiamo coltivare sia per le imprese stesse, sia per aiutare le imprese, diciamo, che in questo momento non sono virtuose. E quindi queste imprese che noi monitoriamo, che hanno più capacità, sono quelle che hanno, diciamo, una capacità di visione. Cioè l'investimento è stato fatto da molte di queste imprese anche in questo periodo e hanno detto: noi continuiamo a investire, è importantissimo. Allora finisco con questo aspetto qua, che è questo. In questo periodo pandemico diverse imprese digitali, e l'ho mostrato anche Arianna, sono riuscite, diciamo, a utilizzare lo smart working, dove nel personale amministrativo ma anche negli uffici tecnici le aziende mi hanno raccontato: io mandavo il mio tecnico da remoto ad accendermi la macchina, la nuova macchina che avevo, l'avevo appena messa, però da remoto lui riusciva a farlo. E le tecnologie hanno anche agevolato il mantenimento dei rapporti a distanza per le imprese internazionali. Poi ci sarà la Siemens che vi racconterà anche questo aspetto, cioè la possibilità di mantenere vivi i rapporti più importanti, di riuscire a gestirli. Quindi lascio la parola adesso a Giancarlo con questa riflessione che secondo me questa analisi porta, che è: dobbiamo cercare di valorizzare, noi abbiamo una potenzialità importante nelle imprese, non sono solo le grandi. Noi abbiamo visto in quel core che io ho individuato nel network, ci sono anche le piccole per numerosità di campioni, sono dinamiche, sono veloci. Loro vanno con le loro strategie, possono sostenere anche il territorio, ma noi dobbiamo aiutare a portare le altre aziende che non sono ancora qui per, diciamo, far crescere il territorio, per dare fertilizzazione a questo territorio e non lasciarlo indietro. Ecco, grazie mille, lascio la parola a Giancarlo che coordinerà poi in questo momento gli interventi e le testimonianze delle imprese. Bene, grazie Moni. Non so se Federico voleva... Giancarlo, vai pure, vai tu pure. Forse se togliamo adesso la presentazione, così abbiamo appunto lo schema anche di partecipanti. Beh, insomma, intanto mi sembra che i risultati siano interessanti, voglio dire, pur essendo anche, diciamo, raccolte di dati congiunturali, in realtà se letti, insomma, attraverso le lenti anche, diciamo, di natura, un po' anche, se volete, teorica, no, appunto delle modifiche strutturali nelle imprese, credo che insomma emergano insomma alcuni elementi di particolare interesse. Mi permetto magari solo di riprendere anche una questione, chiamiamola anche di metodo. Questa ricerca, come si è capito dalla presentazione anche di Monica, diciamo, è proceduta su due piani, no? Una è quella della raccolta appunto di dati e diciamo della rielaborazione dell'analisi insomma, no, sulle imprese campionaria di Union Camere. Su questo ringraziamo davvero di questa collaborazione. In realtà appunto ci consente di monitorare anche, diciamo, un modello sostanzialmente panel, quindi di campione longitudinale anche di imprese, e vedere appunto come sono cambiate anche
diciamo, le dotazioni tecnologiche, peraltro in un periodo particolarmente complesso. No? Quindi diciamo c'è questo primo livello di analisi che ci ha consentito di arrivare già a alcuni diciamo, risultati, se volete anche alcune rappresentazioni particolarmente efficaci, anche questa analisi di network che mette in evidenza come ci siano alcune imprese, ad esempio quelle del nucleo del network, che sono quelle in cui diciamo, le dotazioni tecnologiche sono appunto più complesse, riguardano appunto più tecnologie e diciamo, rappresentano quindi un gruppo insomma, no, di imprese particolarmente interessanti, quindi da osservare anche poi nei loro percorsi di innovazione anche internazionale. No, e l'altro livello che è quello degli studi di caso. In realtà su temi diciamo, nuovi bisogna riconoscere che diciamo, chi è nella frontiera diciamo, produce molta conoscenza, no? Che non sempre si può cogliere attraverso analisi di tipo appunto statistico o diciamo analitico, no? Quindi ecco che il confronto con queste esperienze importanti, e del resto potremmo dire che questo anche incontro che facciamo, se vogliamo, fa parte anche dello stesso processo di ricerca e adesso appunto ne sentire dalla viva voce dei protagonisti il modo con cui loro adottano le tecnologie digitali, che dopo possiamo ottenere ulteriori appunto informazioni. Tuttavia appunto la ricerca diciamo ha analizzato un insieme anche di imprese, ha cercato di andare in profondità nel cercare appunto di capire il modo con il quale poi queste imprese adottano le tecnologie e come queste tecnologie li abilitano verso appunto nuovi anche modelli di business. Quello che emerge quindi dalla ricerca, e questo vorrei anche quindi porlo all'attenzione dei nostri interlocutori, diciamo sono sostanzialmente tre grandi questioni. Beh, il primo aspetto su cui vale la pena insomma, concentrare un po' l'attenzione è questa accelerazione nella diffusione delle tecnologie digitali, per alcuni versi anche abbastanza, potremmo dire, scontato, però in realtà, attenzione, il problema è quanto questa diffusione di tecnologie, se volete questo processo di apprendimento, insomma, no, obbligato, di fatto cambia anche le condizioni stesse delle imprese. Tra l'altro questo è un dato che quindi viene confermato anche nel Veneto attraverso l'analisi quindi Unioncamere. In realtà c'è anche un'altra analisi che è stata condotta dalla Fondazione Nord-Est, un gruppo minore di imprese, tra l'altro dell'area Nord-Est, Emilia-Romagna compresa, peraltro soprattutto medie e grandi imprese, e anche in quel caso si conferma proprio questo salto tecnologico, direi. Poi ci sono anche altre analisi, ovviamente anche a livello internazionale, in particolare c'è questa indagine McKinsey fatta su 1000 grandi imprese, che addirittura ha stimato l'accelerazione nei primi 6 mesi di emergenza sanitaria, come le imprese relativamente alle tecnologie che abilitano rapporti con utilizzatori e consumatori a valle, l'accelerazione è stata in 6 mesi, gli investimenti che sarebbero fatti in 3 anni. Per quanto riguarda invece i prodotti e i servizi digitali e i processi anche, la digitalizzazione dei processi, l'accelerazione è addirittura di 7 anni. Ecco, quindi voglio dire, noi abbiamo vissuto una fase molto critica, ma che di fatto ha spinto molto l'innovazione. Allora, questo secondo me è un tema interessante anche da porre appunto anche ai nostri interlocutori, che riguarda quindi il fatto che certo molte più diciamo, imprese adottano le tecnologie, ma le imprese adottano più tecnologie e di qualità anche maggiore, qualità, complessità, voglio dire maggiore. Ad esempio vorrei sottolineare il fatto che al di là, diciamo, certo robotica e automazione non sono così scontate, la cyber security in un qualche modo insomma è anche diciamo, una prima tecnologia no, con la quale ci si misura diciamo, della cluster no, 4.0, però in realtà l'IoT non è poi così scontato, richiede la sensoristica, insomma voglio dire richiede anche competenze, capacità, la manifattura additiva, come cambia le stesse condizioni organizzative e localizzative delle imprese, fino appunto anche il tema della realtà virtuale, anche questo in termini appunto di, diciamo, di nuove relazioni anche internazionali. Su questo secondo aspetto, come diciamo questo influenza la performance, no? Cioè come le tecnologie di fatto distinguono le imprese, già prima ovviamente dell'emergenza sanitaria, prima del Covid, insomma avevamo già intravisto questo differenziale di performance tra adottanti e non adottanti. E quindi anche questo secondo me è un elemento da tenere sotto osservazione, magari in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi mercati e dei mercati internazionali, su cui si vive, se volete, anche un po' un paradosso, no? Anche su questo adesso non voglio farla lunga, ma almeno diciamo riprendere questo tema, perché da un lato l'emergenza sanitaria, come dire, ha messo un po' in crisi no, le relazioni anche internazionali, ha diciamo, contribuito a ridefinire no, le catene del valore, è stato uno dei primi fenomeni di cui ci siamo accorti. No?
però allo stesso tempo, diciamo, l'accelerazione, no, digitale invece abilita nuove relazioni. Allora, tanto l'interrogativo è se, certo, siamo in una fase di ridefinizione delle catene globali del valore, se volete più in generale, insomma, di processi di internazionalizzazione, ma appunto se questa ridefinizione non stia, diciamo, mettendo in campo nuove e più avanzate strategie di internazionalizzazione, no? Che vanno per alcuni versi anche oltre l'export e vedono invece la costruzione di partnership internazionali e, diciamo, la creazione quindi di valore, no, in un business internazionale fatto anche grazie a tecnologie digitali con modelli molto più complessi e che tengono conto anche del mutato quadro politico, geopolitico, di attenzione anche, diciamo, ai problemi specifici, sia quelli ambientali, ma se volete quelli stessi del lavoro, la tutela del lavoro. In questo senso, diciamo, il protezionismo, no? Una parola che per tanto tempo abbiamo avuto timore di usare, in realtà oggi è stata sdoganata, no? E fa parte delle politiche industriali, no, dei paesi. E quindi ecco che, diciamo, organizzare in modo più complesso l'attività internazionale delle imprese in qualche modo fa fronte anche a questa tendenza di carattere generale. Ecco, quindi anche questo tema, performance, internazionalizzazione, mi pare un tema, insomma, interessante su cui focalizzare l'attenzione. Il terzo è il grande tema delle competenze, anche questo una questione che era emersa già nelle precedenti, no, rilevazioni. E forse anche qua, diciamo, la questione riguarda sì quanto le imprese quindi hanno bisogno di competenze per gestire tecnologie complesse, ma quanto la dotazione di capitale umano delle imprese spiega di fatto la diversa capacità poi, insomma, di innovazione, no? Cioè, nel senso che le tecnologie, vabbè, verrebbe a dire il solito, diciamo, dilemma dell'uovo e la gallina. In realtà quello che noi abbiamo osservato è che vale più, diciamo, la dotazione di capitale umano nello spiegare l'innovazione e la, appunto, adozione di nuove tecnologie digitali, soprattutto quelle di natura complessa, no? Quindi ecco qua, insomma, un tema anche che è importante adesso anche come università, ovviamente, di cui dobbiamo farci carico, cioè in che misura introdurre questo tipo anche di competenze digitali anche di natura trasversale in una pluralità di percorsi. Stefano ricordava prima, per quanto riguarda Treviso, sia il tema appunto del commercio internazionale, ma direi anche quello della linguistica, no? Perché anche la traduzione, oggi le relazioni implicano un uso, diciamo, intensivo di tecnologie digitali. Quindi, allora, abbiamo detto, insomma, il salto tecnologico, l'accelerazione che c'è stata, il rapporto con le performance e i modelli di internazionalizzazione, il grande tema delle competenze, no? Ecco, su questi temi mi piacerebbe sentire, ovviamente adesso anche la valutazione da parte dei nostri testimoni, tre imprese, tre interlocutori, insomma, che sono stati individuati sulla base appunto, diciamo, del fatto che si trovano sulla frontiera tecnologica. Sono imprese di eccellenza, tra l'altro imprese, come dire, anche interessanti nel rapporto, diciamo, tra tradizione e innovazione, a partire da il granaio delle idee. Qua abbiamo Gianluigi Michelotto, che è il responsabile ICT, qualità e processi aziendali. Interessante perché il granaio delle idee, appunto, sostanzialmente, diciamo, un panificio, comunque, diciamo, lavora nell'ambito come il granaio, insomma, no? Cioè, sicuramente non si può dire che sia un prodotto nuovo, no? E tuttavia, appunto, molta innovazione digitale, non soltanto, perché evidentemente tutti i temi della sicurezza alimentare rinviano anche ad altri ambiti scientifici, ma certamente, voglio dire, molta innovazione. Quindi questo primo, diciamo, interlocutore a cui, insomma, dare la parola proprio su come le tecnologie digitali hanno aiutato, no, l'impresa nel trovare nuovi mercati, nel sviluppare il business, e ovviamente la questione anche a Michelotto riguardante la questione di questa fase, cioè come l'emergenza sanitaria, insomma, ha influito, insomma, nell'adozione di nuove tecnologie. Quindi a lui darei la parola, poi passiamo, vabbè, rapida successione a Simen, magari li presenterò dopo, Simen e con Federico Furlani e Stefano Celain, e poi a Patrizio Boff di Infinite Aree. Quindi partirei con Gianluigi Michelotto. Buongiorno, intanto grazie per l'opportunità e per averci invitato a questo webinar molto interessante anche per
il livello di profondità a cui siete andati con i dati, che spero poi ci vengano date anche le slide, perché è una cosa molto interessante, ci piacerebbe guardarli un po' più con calma. Vabbè, Granaio delle Idee lavora sì, diciamo, nella panificazione, ma noi siamo uno step un po' prima, perché facciamo semi-lavorati per la panificazione, quindi noi misceliamo ingredienti e ne misceliamo parecchi. Siamo attivi da 15 anni circa nel mercato, è un'azienda di prima generazione, quindi non è nata da genitori che poi è stata lasciata ai figli, quindi è stata inventata da zero, è nata da zero. È un'azienda che ha dovuto subito approcciarsi a sfruttare quello che poteva anche a livello tecnologico nel mercato, perché è andata a confrontarsi immediatamente con dei player che sono multinazionali, cioè i nostri competitor principali da quando siamo nati sono multinazionali. All'inizio eravamo in tre che facevamo un po' tutto, quindi bisognava dotarsi anche di strumenti che dessero una mano a lavorare per il controllo delle informazioni, perché poi alla fine i dati che vengono gestiti all'interno di un'azienda sono tantissimi, che l'azienda sia piccola o grande, il numero totale è sempre quello di transazioni che vengono effettuate. Quindi noi all'inizio abbiamo cominciato a studiare i processi e quindi abbiamo deciso che per essere molto efficienti sul mercato di adottare tecniche lean e poi le abbiamo trasformate in digitale, cioè passando dall'analogico, tutto quello che era cartaceo, in digitale, per il controllo di tutto. Cosa vuol dire? Che ci siamo dotati di un sistema gestionale alla nostra portata, con il quale seguire tutto il flusso dall'entrata all'uscita delle informazioni, ovvero dall'ordine del cliente, all'ordine del fornitore, alla gestione delle produzioni, alle vendite e a tutto quello che può essere necessario anche per il controllo finanziario. E dal primo giorno noi ci siamo comportati come se fossimo quotati in borsa. Quindi facciamo bilanci mensili e per fare questo ci vuole il controllo di magazzini, per fare questo ci vogliono gli ordini inseriti, per fare questo ci vogliono gli fornitori che sono collegati con noi, eccetera. Quindi fin dall'inizio ci siamo dotati di sistemi di MRP, di ordini digitali e quant'altro, anche per il collegamento sia con i fornitori che con i clienti. Questo ci ha aiutato, poi l'aveva fatto notare fra le varie cose la dottoressa Plechero, ci ha aiutato moltissimo col rapporto con le banche, perché essendo molto trasparenti in tempo reale, che l'azienda vada benissimo o non vada malissimo, comunque sei molto affidabile e ti aprono delle porte che per noi, soprattutto in passato, adesso non abbiamo questi grossi problemi per fortuna, ci sono stati di aiuto, perché riuscendo a dimostrare qualsiasi cosa in tempo zero, anche le banche, chi ti presta i soldi, si fida di quello che tu dici, perché sanno che hai il controllo quantomeno della situazione. E noi, dicevo, lo adottiamo da sempre, siamo cresciuti, adesso siamo in 32, ogni nostro collaboratore è dotato di un PC, ogni nostro collaboratore sa che il suo lavoro è importantissimo per quello che viene fatto, non per lo sforzo fisico che fa, e quindi quello di cui parliamo ad esempio con gli operai è che a noi non interessano le loro braccia, ma interessa la loro testa. Ognuno di loro svolge un pezzo dell'azienda e deve avere delle informazioni in tempo reale e deve caricare la sua parte in tempo reale. Quindi abbiamo studiato tutta una serie di sistemi per fare in modo che non spaventi la tecnologia. Uno dei problemi che abbiamo notato dall'inizio è che per valutare anche solo gli ordini di spedizione oppure quanta roba c'è al magazzino ci voleva un ingegnere gestionale. Quindi ci siamo preoccupati sempre di creare con delle società esterne di creare come delle interfacce amichevoli nei confronti delle persone. Noi non possiamo avere tutti ingegneri gestionali all'interno dell'azienda, abbiamo bisogno di gente che sfrutti la tecnologia a proprio favore, che non perda tempo nello studiare la tecnologia, e quindi abbiamo una serie di software di interfaccia fra vari altri software che servono alle persone per sviluppare il loro lavoro in maniera veloce senza perdere il tempo ad imparare. Un po' quello che è stato fatto con l'iPhone, cioè schiaccio il bottone e funziona, ci riescono anche i bambini a usare un telefono. Quindi noi usiamo questo tipo di approccio con la tecnologia. In fase di Covid, come chiedeva prima, non abbiamo avuto molti problemi, perché noi già da prima avevamo adottato anche come sistema di welfare aziendale lo smart working, quindi più di metà dell'azienda è dotata di un portatile e lavora da casa in caso di necessità. Avessero avuto bisogno, non so, per qualsiasi motivo di non trasferirsi in azienda per lavorare, bastava fare una semplice richiesta il giorno prima all'ufficio del personale e non c'era nessun problema. Quindi quando è successo questo, noi abbiamo lasciato a casa 15 persone dalla mattina alla sera, ma non ci sono stati grossi contraccolpi all'interno dell'azienda. Oltretutto, lavorando nell'ambito delle farine, abbiamo avuto un impatto positivo, chiamiamolo così, soprattutto nei primi 2 mesi di lockdown,
in cui c'è stata una richiesta fortissima di farine e lieviti che hanno messo veramente sotto tensione l'azienda, e lì il sistema di MRP che avevamo in piedi ci ha aiutato moltissimo. Sarebbe stato impossibile gestire quel flusso di richiesta sia del B2C tramite l'e-commerce, sia tra il B2B con i supermercati che coordinavano praticamente ogni 5 secondi. Sarebbe stato impossibile da gestire le produzioni se non avessimo avuto in piedi un sistema di MRP. Invece siamo riusciti ad evadere tutto quello che è stato richiesto, e quindi per noi è stato anche un vanto, insomma, non abbiamo lasciato nessuno a piedi, ed è stato importante. A prescindere dal fatturato, poi era un momento particolare, non si poteva lasciare scoperti, ecco, i clienti. Detto questo, noi cerchiamo sempre comunque di integrare tutti quanti con le informazioni, adottiamo sistemi di business intelligence già da una decina d'anni, tutti i nostri commerciali, tutti i nostri interni hanno sistemi aggiornati praticamente ogni ora e mezza, mi pare che venga rilanciato il dato. Usiamo Power BI, è una delle piattaforme più conosciute, insomma, l'abbiamo integrato internamente con il nostro gestionale, e poi studiamo sempre sistemi anche per collegare i nostri clienti, perché noi ci riteniamo più un'azienda di ricerca e sviluppo, di opportunità e soluzioni nei confronti dei clienti, e non solo di prodotto. Forse la dottoressa Precario prima faceva riferimento al fatto che già pre-Covid abbiamo studiato e lanciato un'applicazione per tutti quelli del settore, non solo i nostri clienti, togliendo anche il nostro marchio. È una piccola applicazione in cui il panificio può creare al suo interno il suo punto vendita e far fare degli ordini online ai suoi clienti. La possono scaricare liberamente, la possono dare ai loro clienti liberamente. All'interno di questa applicazione abbiamo dato dei servizi ai clienti molto importanti per loro, tipo possono calcolare i valori nutrizionali delle loro ricette, che è molto importante, oltre ad essere un obbligo di legge, possono gestire le loro ricette coi pesi e quant'altro, e lo diamo gratuitamente, perché pensiamo che dare un servizio al cliente ulteriore al prodotto poi torni giocoforza anche a vantaggio nostro, nel senso che comunque in qualche modo ci apprezzano, ecco. Bene, beh, la ringraziamo. Magari forse un'aggiunta relativamente, anche se qualche riferimento è stato fatto, al tema appunto delle competenze, no? Cioè in che modo, tra l'altro, voi vi siete appunto, cioè che tipo di investimenti fate, insomma, anche in capitale umano, che tipo, insomma, di figure anche cercate, come contribuite anche, diciamo, a una formazione continua? Allora, a livello di formazione continua, sì, noi lo facciamo, ci appoggiamo a tutti gli istituti che possono darci una mano, ai fondi europei e quant'altro, e a livello tecnologico facciamo formazione agli interni, soprattutto per l'utilizzo dei programmi che vengono, soprattutto quelli più diffusi, non lo so, penso ai pacchetti Office, piuttosto che ai sistemi di utilizzo cloud, di posta elettronica. Su quello c'è una formazione permanente da noi. Competenze specifiche non ne abbiamo, perché pensiamo di utilizzare collaborazioni esterne, cioè qui dentro non ci sono ingegneri informatici, per intenderci. Cerchiamo di creare le idee e farle sviluppare all'esterno. L'anno scorso siamo riusciti a entrare in graduatoria con l'Innovation Manager, ad esempio, abbiamo presentato un bellissimo progetto, lo Stato ci finanzia per il 50% a fondo perduto, e stiamo chiudendo l'integrazione del MES aziendale, ovvero la gestione di tutti i processi aziendali con l'utilizzo di tecnologia, e lo facciamo con l'utilizzo, appunto, sfruttando e collaborando con strutture esterne. Pensiamo che sia più importante creare l'idea interna e trovare le competenze, che non crearsi solo una competenza specifica interna. Sarebbe impossibile per una persona con questo, come si può dire, ventaglio di tecnologie differenti, dalla robotica al cloud, la blockchain, business intelligence, avere una o due figure specializzate in quello è molto difficile. Avere qualcuno un po' più elastico all'interno, in questo caso sto facendo io la figura, ma penso che sia utile anche per gli altri. Avere qualcuno che ne capisca un po' qualcosa di tutto, ma non sia specializzato in questa cosa, è più utile oggi alle aziende, perché può fare da facilitatore interno, cioè può aggregare verso di sé le forniture dall'esterno e poi diffonderle verso il basso nei confronti degli altri, spiegando come funziona. Questo è un tema importante di open innovation, insomma, voglio dire, no? Che insomma, appunto, sì, l'impresa che accede ovviamente a informazioni e, diciamo, conoscenze, no? Che sono anche al suo esterno, e del resto, diciamo, il processo, diciamo, di innovazione assomiglia molto appunto a questo gioco combinatorio di conoscenze, a parte alcune interne, conoscenze, competenze, know-how, alcuni interni, alcuni appunto, diciamo, nell'ecosistema a cui l'impresa accede. Forse questa è l'ultima questione che le chiedo prima di passare poi a Simem, e così
tra l'altro un tema che riguarda poi anche tra l'altro i nostri altri interlocutori, però appunto c'è quanto è importante, diciamo, questo, siccome parliamo del Veneto, c'è quanto è importante l'ecosistema nel quale si opera e in che modo le tecnologie digitali invece anche qua abilitano, diciamo, anche a relazioni che vanno al di là, diciamo, di una dimensione locale, territoriale, regionale. Cioè, ecco, in termini di queste partnership anche tecnologiche, quante sono vicine all'azienda, sono in un ambito che possiamo considerare, diciamo, locale, territoriale, quanto invece, diciamo, sono lontane, remote? No, beh, diciamo che sono quasi tutte locali, riusciamo a reperire tutte le risorse che ci servono a livello locale. Chiaramente, va bene, nel caso del gestionale, l'azienda di base è a Torino, ma poi tutto il supporto è localizzato qui su Padova, che poi è anche una bellissima azienda, è molto grande. Diciamo che poi il vantaggio per le piccole aziende oggi è che rispetto a 20 anni fa o 15 anni fa, le tecnologie oggi costano veramente molto poco, cioè se si sa scegliere con le varie formule freemium, non so, io penso a Power BI, noi stiamo utilizzando Power BI da 4-5 anni in maniera intensiva, collegato col nostro gestionale utilizzando la formula freemium, ovvero non stiamo pagando una lira. Abbiamo sviluppato internamente i collegamenti col nostro gestionale e questa piattaforma gratuitamente gestisce e sviluppa in continuazione statistiche e analisi su tutti i nostri processi, dalle vendite alle produzioni, alle spedizioni e quant'altro. Quindi ci vuole un po' più di, secondo noi, un po' di propensione al fare che non un ostacolo all'entrata oggi. 15-20 anni fa era difficile. Noi oggi abbiamo 3 bracci robotici, abbiamo linee controllate da IoT all'esterno per le manutenzioni ordinarie. Le assicuro che non sono costi impossibili. Siamo un'azienda che fattura 10 milioni di euro, non siamo, che ne so, nell'ambito nostro la Barilla, ecco, che può fare investimenti miliardari. Si può fare. È chiaro che bisogna avere delle persone interne che hanno voglia di creare un team e col team studiare le necessità e portare a termine poi il progetto. Però sono costi sostenibili. Secondo noi non bisogna farsi spaventare, ecco, non è, perché questa parola tecnologia sembra un po', c'è gente che dice no, io non ci metto le mani, invece non è poi così impossibile. Bisogna starci dietro come tutte le cose, sì, quello sì, assolutamente. Vabbè, diciamo, coraggio dell'imprenditore, insomma, no? Anche di gettarsi. Sì, beh, quello sempre, altrimenti non saremo qui. Progetti, nuovi progetti, ci deve essere anche una mano che nasconde, diciamo, le difficoltà. E quindi, sì. Poi, insomma, l'imprenditore è questo, voglio dire, alla fine, no? L'imprenditore è quello che investe anche a rischio, no? Quindi anche su questo bisogna... Sì, poi aiuta molto perché riesce a essere molto veloce anche nel mercato. Penso, ad esempio, per dare un servizio veloce ad alcuni clienti che vogliono prodotti personalizzati abbiamo creato un sistema interno di stampa delle confezioni, per dire, con l'utilizzo di stampanti che facevano altro, quindi le abbiamo integrate alle macchine e siamo riusciti a farlo. Quindi ci vuole un po' di fantasia, molta tecnologia e provarci. Complimenti, devo dire, mi pare davvero un'esperienza interessante, proprio anche, diciamo, modello, voglio dire, per molte anche piccole imprese che magari temono appunto di gettarsi, no, anche in queste nuove tecnologie, magari proprio per problemi di dimensione. In realtà, da quello che giustamente lei ci dice, in realtà, insomma, l'accesso oggi alle tecnologie non è un problema, diciamo, di natura finanziaria, no? Semmai appunto è un problema culturale, insomma, cioè, voglio dire, di volontà, diciamo, di intraprendere appunto in questo senso un'avventura, ma anche utilizzare questi strumenti per esplorare appunto anche nuovi business. Quindi molto interessante. Io direi possiamo passare a Simem. Tra l'altro vedo che ci sono alcune chat, anche se forse più sì, no, di richiesta appunto di disponibilità di materiali, credo che questi, no, Federico, li metteremo a disposizione, insomma, no, quindi tramite osservatorio, Union Camera, insomma, poi comunque uscirà anche il report, quindi anche della ricerca sarà a disposizione. No, direi magari se ci sono domande, magari attraverso le chat ai nostri interlocutori, così come anche i relatori precedenti, forse alla fine riusciamo magari anche a raccoglierne qualcuna e a dare delle risposte. Quindi grazie ancora a Gianluigi Michelotto, io passerei a Federico Furlani di Simem, Federico Furlani e anche a Stefano Gelain, Digital Manager di Simem, mi pare che fossero assieme, peraltro, la appunto sede Simem. Anche Simem è stata una delle aziende che sono state oggetto, diciamo, dell'indagine, sono state intervistate e effettivamente quando, insomma, abbiamo sentito, no, questa esperienza siamo rimasti davvero colpiti di questa, diciamo, davvero, insomma, notevole capacità di innovazione, un modello tra l'altro anche organizzativo internazionale, insomma, no, molto evoluto. E tra l'altro non vedo ancora Federico Furlani, non so se... Ci siamo, dovreste vederci.
Sono qui. A dare un segno di voce che così anche Zoom capisce che è cambiato. Noi ci siamo. Ci siamo. Allora io direi, senza, diciamo, darei a voi quindi la parola, magari a Furlani, che è presidente appunto di Simem e CEO di Simem, anche di darci un po' il quadro dell'azienda, un'azienda che peraltro potremmo dire ha un parallelo con quella precedente, perché, come dire, intanto è su un settore, anche questo potremmo dire l'ambito è un settore tradizionale. Beh, siamo nel settore delle costruzioni, anche se anche in questo caso diciamo nell'impiantistica per le costruzioni, però appunto con un modello di business davvero molto originale e con progetti anche molto innovativi. Appunto si è parlato anche di internazionalizzazione, nel vostro caso si va addirittura oltre l'internazionalizzazione, alcuni progetti li avete addirittura sulla Luna, quindi andiamo nello spazio. Adesso forse si tratta appunto di un progetto sperimentale, però dà anche il senso, diciamo, del coraggio appunto che un'impresa come la vostra ha nell'intraprendere davvero appunto nuovi progetti innovativi. Quindi prego la parola a voi per dare appunto un po' il quadro dell'azienda e poi in particolare appunto l'uso delle tecnologie digitali nell'organizzazione della vostra attività. Grazie mille, grazie dell'invito. Faccio un double check sull'audio video, mi sentite? Perfettamente, sì, sì. Benissimo. Grazie dell'invito e noi rispetto al granaio delle idee diciamo siamo assimilabili anche per il processo, perché mentre loro mescolano farine, da quello che ho capito, noi mescoliamo ghiaia, sabbia, acqua e cemento per produrre calcestruzzo. Questa è la mission della nostra azienda che ieri ha compiuto 58 anni e che quindi è stata fondata da mio padre. E appunto ci occupiamo prevalentemente di produrre, di inventare, produrre macchinari per la produzione di calcestruzzo, che evidentemente in Italia ormai da circa una decina d'anni è un settore che langue, perché dal 2008 in poi il mondo delle costruzioni in Italia ha vissuto e sta ancora vivendo la terza guerra mondiale. E quindi la cosa ci ha obbligato da sempre a cercare degli sbocchi commerciali all'estero che ci hanno portato appunto ad un importante peso delle esportazioni e poi ad un processo di internazionalizzazione che negli anni ci ha permesso di sopravvivere appunto in un settore piuttosto difficile. Non vorrei dare l'idea che ci avete scelto perché ci considerate un modello d'eccellenza, nel senso che noi non ci consideriamo arrivati soprattutto dal punto di vista tecnologico, anzi credo che noi, come tutte le aziende del mondo in questo momento, abbiamo di fronte una sfida importante che è quella di cavalcare l'onda delle nuove tecnologie e quindi stiamo investendo e soprattutto cambiando, adeguandoci al cambiamento in corso per riuscire a sfruttare queste tecnologie e a sviluppare ulteriormente il nostro business. Per descriverci un po' meglio come azienda, la nostra sede principale è qui a Minerve, nella Bassa Veronese, e poi negli anni abbiamo costituito una serie di filiali sui mercati principali di esportazione. In particolare abbiamo un'azienda in India dove produciamo tutto quello che vendiamo in India. Ne abbiamo un'altra in Russia dove da un paio d'anni abbiamo pure iniziato a produrre localmente almeno dei componenti di quanto vendiamo in Russia. Poi ne abbiamo una negli Stati Uniti dove facciamo soprattutto le attività di vendita e assistenza per tutto il mercato nordamericano. Stiamo aprendo proprio in questi giorni Simem Deutschland in Germania, sempre con attività di service, e poi negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 2 acquisizioni, una in Canada di una società di ingegneria che sviluppa progetti di macchinari per il calcestruzzo che va nel sottosuolo, quindi tutte le applicazioni di tunneling e mining,
e un'altra a Treviso, una piccola azienda che sviluppa automazioni per il settore della prefabbricazione, quindi per mettere in opera tutto il calcestruzzo che serve per fare manufatti prefabbricati. E queste, diciamo, questa rete di aziende si è sviluppata negli anni e oggi appunto l'Italia è una porzione relativamente importante del giro d'affari complessivo dell'azienda, che come dicevo appunto oggi ci vede esportare mediamente per oltre il 90% di quello che facciamo. Il Covid per noi è stato un IT manager fantastico, anche se non avevamo all'epoca per una serie di circostanze un IT manager in organigramma, perché ci ha obbligato da un giorno all'altro a digitalizzare tutte le attività che prima facevamo analogicamente o fisicamente. E quindi, per esempio, un indicatore molto significativo è il fatto che anch'io personalmente, mediamente, fino all'anno scorso viaggiavo 30 settimane l'anno all'estero. Quest'anno ne ho viaggiate, nel 2020 ne ho viaggiate 4 settimane tra gennaio e febbraio, dopodiché non ci siamo più mossi di casa. E questo per la gestione di un network di filiali all'estero è stato un problema importante che ha richiesto una reazione e un cambiamento altrettanto importante anche di quotidiana gestione dei rapporti, delle comunicazioni e quant'altro. Vero che già prima avevamo una serie di sistemi di condivisione dei dati, delle informazioni, soprattutto sull'area ingegneristica, quindi tutto il database di progetti era condiviso con le filiali e avevamo messo in campo da anni dei sistemi di mirroring e di appunto archiviazione condivisa della progettazione. Però il fatto di non poter improvvisamente lavorare più come prima, fisicamente visitando le diverse filiali e i clienti soprattutto, è diventato un problema che ci ha scaraventato subito in questa attività di cambiamento su cui siamo tuttora ingaggiati e che ci sta anche stimolando ad ulteriori visioni sul nostro modello di business. Per questo motivo da qualche mese ormai abbiamo creato la posizione di Digital Manager che è stata appunto assunta da Stefano Gelain, al quale poi farò raccontare la sua esperienza, sia pur corta, ma soprattutto le prospettive che abbiamo di fronte, perché trasversalmente il cambiamento che è in corso, come giustamente diceva prima di me Gianluigi Michelotto, deve essere diffuso e trasversale a tutte le attività dell'azienda, quindi la condivisione dei dati piuttosto che l'immediatezza delle informazioni a tutti i livelli dell'azienda è fondamentale e lo diventa ancora di più quando l'azienda è ramificata in varie parti del mondo con fusi orari tra loro anche molto diversi, per cui l'India rispetto al Canada, noi in Canada siamo a Vancouver, quindi dall'altra parte del continente, fa coincidere il sonno di alcuni colleghi con l'orario di lavoro di altri e quindi per definizione non si può pensare di, diciamo, affidarsi al telefono piuttosto che men che meno a delle riunioni. E questo appunto è un progetto su cui stiamo investendo per diciamo, la gestione dell'azienda in maniera digitale. L'altra frontiera
altrettanto, se non ancora più importante, è l'effetto che le nuove tecnologie hanno sui nostri prodotti, sul processo dei nostri clienti e sulle innovazioni che le nuove tecnologie ci stanno stimolando a sviluppare. Il professor però prima parlava degli esperimenti del calcestruzzo sulla Luna, che può sembrare una buttata, però il fatto che il nuovo uomo più ricco del mondo, che è Elon Musk, stia investendo pesantemente sulle missioni spaziali, così come ha rivoluzionato il settore dell'automobile nel giro di pochi anni, non ci sorprenderebbe che rivoluzionasse anche, mi viene da dire, il settore residenziale, fra virgolette, del prossimo futuro. E quindi noi a suo tempo, già da qualche anno, avevamo sviluppato dei sistemi di mescolazione sottovuoto che permetterebbero appunto la miscela di acqua, ghiaia, sabbia e cemento anche in assenza di gravità, per la produzione di manufatti che poi vengano in qualche modo radicati ad un terreno che non è quello terrestre. E quindi oggi, secondo me, non è mai sbagliato eccedere con la fantasia e immaginare eventi, situazioni e potenzialità di mercato che fino a qualche anno fa erano assolutamente inimmaginabili. Dello spazio, l'economia dello spazio sta diventando una realtà, voglio dire, adesso ci sono problemi satelliti televisivi o di telecomunicazione, sempre più attività si svolgono, diciamo, a quel livello. Dopodiché, prima che ci sia un vero e proprio business magari del turismo sulla Luna, bisognerà aspettare, ma intanto vabbè, è bene sapere che ci sono imprese in Veneto che si sono già prese avanti anche su questo business, voglio dire, quindi no, al di là delle battute, comunque credo che siano, come è stato, voglio dire, no, nelle sperimentazioni, voglio dire, appunto, spaziali, in realtà sono, diciamo, palestre che allenano moltissimo, no, sulle innovazioni di frontiera, in particolare ovviamente sul tema delle comunicazioni. Ecco, quindi in questo senso adesso immagino, per parlare nello specifico anche delle vostre, diciamo, no, la vostra dotazione digitale, i progetti che avete, insomma, su questo fronte, no? Quindi... Sì. Ecco, poi un altro esempio su cui invece ci stiamo sfidando in maniera più prossima e più praticabile è quello dell'adozione delle tecnologie additive, quindi della stampa 3D, che ha qualche spunto di applicazione anche nel settore delle costruzioni. Noi stiamo sviluppando un progetto per l'automazione della costruzione di dighe, quindi di centrali idroelettriche, adottando appunto, stiamo immaginando, ma lo stiamo anche realizzando, una mega stampante 3D che acceleri il processo, automatizzi, acceleri e metta in sicurezza il processo di posa del calcestruzzo appunto per la costruzione di centrali idroelettriche, che evidentemente poco in Italia, però nei paesi in via di sviluppo è un settore che si sta sviluppando e che vede nell'idroelettrico una delle fonti energetiche sostenibili del prossimo futuro. E anche lì si parte da ispirazioni e modelli tecnologici derivati da applicazioni completamente diverse della stampa 3D su scale molto più piccole. Questo è un altro tema, appunto, la manifattura liquida, è un tema abbiamo visto anche a livello, diciamo, più generale, no? C'è un'accelerazione, un dato significativo anche nel ridisegnare, tra l'altro, le modalità di accesso poi anche ai mercati finali, no? Perché anche questo mi pare un tema interessante. E su quel tempo qua, diciamo, ne abbiamo poco a disposizione perché ci siamo ripromessi, diciamo, 11:30, adesso possiamo sforare qualche minuto, ma abbiamo poi anche l'interessante, diciamo, testimonianza di Boff, ma prima, appunto, adesso la parola anche a Stefano Belain, no, per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti
più propriamente digitali. Tra l'altro forse l'aspetto interessante anche, se non ricordo male, del dottor Gelain è che anche il suo percorso è interessante perché viene dal CERN di Ginevra, quindi mi pare che è un fisico anche di formazione, ma anche questo è un dato secondo me interessante, diciamo, di una figura, diciamo, scientifica, no? Più che tecnico-applicativa nel, diciamo, dirigere, no, la digitalizzazione di un'azienda. Prego, Gelain. Grazie per l'introduzione. Effettivamente io nasco come fisico, ho avuto un'esperienza di ricercatore al CERN prima di entrare in consulenza e finire ad occuparmi di progetti di acquisizione o strategia, grazie proprio alla mia capacità di analizzare, basarmi sui dati e quindi sostanziare in maniera quantitativa le decisioni. Questo è anche il motivo che mi ha portato qui, e col quale è anche diciamo, la mia impostazione è alla base dell'approccio che stiamo cercando di dare in azienda, quindi basandoci sui dati e sull'analisi dati. Gianluigi ha veramente descritto in maniera perfetta e impeccabile la necessità di definire dei processi e di tradurli sugli strumenti digitali, sulle varie piattaforme, integrando e interconnettendo tutto, per cui non mi dilungherò. Questo qui è ovviamente non è più un elemento differenziante oggigiorno diventa veramente una necessità. E questo è il primo stream, diciamo, è un grosso stream di lavoro che ci sta permettendo di efficientare in maniera dirompente la nostra attuale operatività. Quello poi che in realtà mi preme di più e mi sta anche più a cuore invece è tutta la parte di ricerca e innovazione. Forse proprio per la mia estrazione da fisico, però siamo veramente convinti sul fatto che sia necessario riservare risorse di tempo personale e anche economiche per fare ricerca anche slegata dall'attuale contingenza, dalle attuali necessità. Anzi, più si riesce veramente ad astrarsi dal momento in cui si è e a ragionare in un contesto separato, si riescono a vedere nuove opportunità che altrimenti non si riuscirebbe a cogliere stando focalizzati sull'operatività di ogni giorno. Già, come dire, il settore delle costruzioni ovviamente viene giustamente anche visto come qualcosa di molto tradizionale. Il calcestruzzo è una tecnologia vecchia di millenni quasi, ma in realtà già il fatto di, per esempio, poter pensare soltanto alla deposizione in un'altra maniera del calcestruzzo ci costringe a rivedere la composizione e chissà, magari un giorno, in un futuro non così lontano, si potranno anche usare forme diverse banalmente dalla ghiaia o usare composti e resine completamente nuovi oppure a impatto ambientale più sostenibile. Così come l'affermarsi delle nuove tecnologie, adesso quello che speriamo è di ridurre notevolmente tutte le nostre trasferte anche nella fase di service, quindi di assistenza degli impianti venduti tramite headcam che possiamo fornire ai nostri clienti, che possono quindi andare a fare un intervento di manutenzione teleguidati direttamente da noi e tramite un'integrazione di sistemi di CRM possiamo fornire sia loro che noi, avere tutta sotto controllo la dotazione che hanno e soprattutto poter come dire, individuare quali sono i componenti tramite dei tracciatori, degli RFID, delle tecnologie che ci permettono di ricollegare il singolo componente alla problematica che c'è e quindi poter intervenire in maniera proattiva o guidando il tecnico in luogo. Faceva specie quando Federico mi raccontava che rispetto all'anno precedente, nel 2020, sono stati risparmiati circa 500.000 euro di spese di trasferta. Questo è anche indicativo dell'impatto che finché si è abituati a lavorare in un certo modo non si riesce a vederlo. Oggigiorno tutta la sensoristica che sta arrivando, al momento non ce ne stiamo neanche accorgendo, ma cambierà veramente il mondo di domani. Il fatto di poter monitorare semplicemente, grazie ai wearable, la gente che si sposta dentro un cantiere per abilitare delle zone di accesso in modo da aumentare la sicurezza diventerà fondamentale. Il tratto differenziante sarà, le tecnologie già ci sono, il tratto differenziante sarà riuscire a collezionare tutti questi dati e ad analizzarli in maniera sempre più proattiva e predittiva.
questo diventerà importante. Noi adesso abbiamo sensori sulle pale dei nostri mescolatori che ci forniscono una serie importante di informazioni. Quello che stiamo costruendo è un team dedicato all'analisi predittiva, in modo da capire quali sono i fattori di carico, i fattori di rischio, a poter identificare se quella mescola produrrà un calcestruzzo di ottima qualità, quando sarà necessaria la manutenzione e la modifica, e se per esempio durante la deposizione si riescono a tracciare tramite dei sensori, anzi a legare tramite dei sensori quella deposizione alle caratteristiche di quella mescola, si potrà in futuro, nel momento in cui ci sarà un segnale, una crepa, qualcosa, un evento sismico, poter identificare e subito sapere quali sono gli impatti e eventualmente le correzioni che bisognerà attuare. Quindi, per concludere, l'importanza oggigiorno, le informazioni ci sono, anzi i dati ci sono, l'importante è riuscire a collezionarli, analizzarli, avere delle informazioni che consentano delle attività predittive e proattive. Spero di essere stato nei tempi. Sì, assolutamente. Ringrazio Stefano Celain, ringrazio Federico Furlani, davvero, diciamo, anche complimenti, voglio dire, per l'impresa. Credo che ci sentiamo anche un po' tutti orgogliosi anche, no, che un'impresa così eccellente nel territorio veneto possa operare. Credo che ci dobbiamo, così come anche per il granaio delle idee, così come Infinite Area, cioè nel senso, effettivamente, adesso scusate un po' la digressione, ma insomma, quando appunto noi arrivano degli ospiti stranieri, li portiamo a vedere le eccellenze, no, del territorio, soprattutto in termini di eredità storico, culturale, architettonica. In realtà, insomma, voglio dire, anche le imprese, no, le eccellenze, come dire, sono patrimonio, no, di cui credo ci sentiamo tutti un po' partecipi, e quindi dobbiamo anche ringraziare laddove appunto queste realtà si formano. E al di là del ringraziamento, credo, siccome siamo anche a un livello istituzionale, insomma c'è Unioncamere, c'è l'università, cercare anche di, come dire, intanto riconoscerle, se possibile appunto rappresentarle anche bene, ma appunto fare in modo che possano crescere, che ci siano più imprese di questo tipo, come Granaio di Idee, come Simem, come Infinite Area, e fare in modo che possano crescere ovviamente loro stesse, no? Quindi secondo me in questo senso usate anche questa valutazione, quindi siete stati, come dire, un interessante oggetto di analisi, però certamente, diciamo, siete dei soggetti di innovazione molto molto, secondo me, importanti. Quindi grazie ancora, e passerei la parola a Patrizio Bob. Se ci sono, magari non avremo moltissimo tempo, ma se ci sono da parte anche dei partecipanti domande che vogliono esporre attraverso la chat, se riusciremo a rispondere, in ogni caso rimangono, diciamo, a memoria eventualmente anche per successive forme anche di comunicazione. Comunque Patrizio, ci sei? Dai un segno? Sono assolutamente, ho ascoltato con attenzione. Bene Patrizio. Allora, vabbè, direi che la presentazione di BOF forse potremmo dire un po' più in famiglia, visto che come Unioncamere c'è anche una collaborazione, in particolare con la Camera di Commercio di Treviso Belluno, per un progetto importante, Infinite Evolution, al quale noi collaboriamo insieme a Infinite Area, e quindi direi che in particolare poi a Patrizio chiederei di darci un po' conto di questo percorso, un progetto che peraltro è nato appunto per capire quali sono i percorsi di innovazione post-Covid delle imprese venete, e in particolare poi sono i riferimenti sia su alcuni settori molto colpiti come quello del turismo, ma diciamo anche in relazione a un tema, appunto gli spazi di lavoro, come cambia l'organizzazione, no, degli spazi di lavoro e che cosa rimarrà anche dopo. Un po' il tema, se volete, che un po' che avete sentito anche nelle altre testimonianze, no? L'accelerazione in realtà nell'adozione di tecnologie per rispondere a un'emergenza, però diciamo genera anche un processo di apprendimento che rimarrà nelle imprese, nell'organizzare le loro attività, appunto lo smart working, e diciamo forse porterà anche a nuovi appunto modelli. Questo lo dico anche per l'esperienza che abbiamo in un'industria particolare, quella dell'education, no? C'è anche l'università, la scuola è stata catapultata nel digitale e molte cose rimarranno del digitale, non sarà una parentesi che si chiude, insomma, no? Quindi, allora, Patrizio, visto che poi l'altra questione riguarderà proprio gli e-process, ma insomma lo affronteremo più avanti, intanto una presentazione intanto di Infinite Area, di questo progetto Infinite Evolution. Chiudo solo per dire che Patrizio poi anche
diciamo, un imprenditore del settore digitale e quindi anche, diciamo, il suo punto di vista particolare su questa accelerazione delle imprese, quindi come la vede, se effettivamente anche lui può confermare da questo suo punto di osservazione. Prego, Patrizio. Allora, ringrazio Giancarlo dell'introduzione. Come diceva poco fa, io nasco nell'ambito del digitale, vivo nell'ambito del digitale, ho un'azienda del 92 che è parte adesso del gruppo Zucchetti, un'azienda che opera nell'ambito delle tecnologie del CRM e del service management con installazioni un po' in tutto il mondo, e da un po' di anni abbiamo deciso di attivarci sia verso il territorio sia verso un ambito molto più sperimentale, partendo e creando questo campus, questa iniziativa che si chiama Infinitarea, un'iniziativa che parte proprio da paradigmi totalmente differenti rispetto a quello del mercato, quindi parte con dei simboli. Abbiamo sentito parlare di spazio, noi abbiamo una carlinga di un aereo perché effettivamente lo spazio è la frontiera più estrema dell'innovazione, così come un capannone dismesso e comprato da un fallimento è stato rigenerato come esercizio proprio di recupero di quello che si può fare nell'ambito del territorio. Adesso io cercherò di raccontarvi di fare un brevissimo viaggio per rimanere anche nei tempi, ma per dire cosa ha rappresentato per noi questo momento, no? Che è vero che non siamo un'azienda manifatturiera, ma in realtà abbiamo coinvolto parecchie realtà in parecchie situazioni e ci siamo chiesti più volte anche noi cosa riuscire a fare. Beh, questa è un'immagine di quello che succedeva pre-Covid in Infinitarea, un sacco di eventi, un sacco di attività formative, punti di osservazione, diciamo così, a vario livello, e poi a un certo punto, eccoci qua, parcheggio vuoto, tutto chiuso. Allora da qui parte un po' il nostro ripensamento per quello di dire ma cosa possiamo fare noi per noi e per il territorio, per quello che sta succedendo. Allora intanto vedete un po' un'immagine del nostro campus, un campus completamente eco, abbiamo trasformato tutto il cemento in verde e quant'altro. Mi spiace per l'azienda di Verona, ma purtroppo bisogna anche ripensare, restituire qualcosa al territorio. Ma vado nel mio percorso. Cambio di paradigma. Perché il cambio di paradigma? Perché noi ci siamo trovati a dover affrontare un tema in cui questo impatto ha portato dei danni notevoli dal punto di vista delle attività, e ci siamo detti, ma perché non cominciamo a farci raccontare, a raccontare agli altri cosa sta succedendo? Beh, il risultato, abbiamo attivato questo percorso che abbiamo chiamato Infinitarea On Air, IA On Air. Il risultato, in una settimana abbiamo preparato un programma, 2 moderatori, 5 macro temi, 12 appuntamenti, 1700 partecipanti. Allora qualcuno avrebbe potuto dire, ma a marzo non sapevamo cosa fare, quindi qualsiasi cosa che ci passava davanti ci iscrivevamo. Invece in realtà questa cosa non è stata proprio così, anzi abbiamo toccato dei temi che davano una spinta un po' alle imprese, quindi ovviamente abbiamo già sentito parlare della parte di sostenibilità. Perché? Perché il Covid è indubbio, ha introdotto nell'ambito delle aziende diciamo così, non più il pennello verde come qualcuno diceva, quindi diciamo che siamo verdi, ma facciamo qualcosa per l'ambiente, perché visto che questo è un risultato anche del nostro non comportamento in questo tipo di ambito, la parte di efficientamento delle risorse, i nuovi spazi di lavoro, poi tornerò tra poco, le nuove tecnologie, perché si è passati da un concetto di vogliamo toccare le tecnologie a un concetto che vogliamo parlare con le tecnologie, perché ovviamente anche qui il Covid ci ha insegnato che, diciamo così, il Natale ci ha regalato, credo in ogni casa, svariati dispositivi che hanno toccato, diciamo così, che ci permettono di interagire, oltre all'altro aspetto, l'ultimo aspetto non da poco, la parte di hybrid job. Su questa cosa qui, ovviamente, qual è il risultato? Abbiamo anche approfittato per trasformare una serie di eventi che noi facevamo e che stiamo facendo per conto anche della Regione Veneto in questo tipo di ambiti, proprio nella filiera del legno, nella parte di circular economy e quant'altro, con tutta una serie di eventi vari, e anche qui li abbiamo trasformati. E qual è stato il risultato? Il risultato è stato quello di fare degli eventi che abbiamo chiamato Perifocus. Ne abbiamo fatti uno anche la settimana scorsa, si chiama Workplace e Spazi Collaborativi, con 400 iscritti.
Allora, è ovvio che quando passiamo a questo tipo di temi vuol dire anche avere una platea che non solo si porta a casa dei temi interessanti, come sta succedendo anche questa mattina, ma diciamo così ti segue, e abbiamo trasformato delle persone che, anziché prendere la loro macchina e venire presso la nostra sede a Montebelluna, dove conosciamo tutte le strade del nord-est, quindi sappiamo benissimo che tipo di pellegrinaggio si fa per raggiungere un sito normalmente, ha una modalità di lavoro diversa. Ma quello che noi abbiamo colto da tutto questo è quello che in realtà il vero termine che ne esce da questa esperienza è il concetto dell'ibrido. Ovvero torneremo assolutamente a fare eventi, diciamo così, fisici, ma non potremo mai più abbandonare quello che sta succedendo, quello che stiamo vedendo e che stiamo toccando, diciamo così, con mano, permettetemi tra parentesi, in questo momento qui. Quindi sempre di più questo vicino, lontano, questo unirsi e questo ibrido genera questo tipo di aspetti. Allora, vista la nostra anima digitale, abbiamo detto, beh, ma noi cosa possiamo fare da questo punto di vista? Cosa abbiamo fatto, essendo una società che si occupa di digitale? Abbiamo, come dicono gli americani, eating your junky food, cioè fai qualcosa e te lo mangi e lo migliori nelle tue esperienze, e abbiamo generato questa piattaforma che si chiama Events. È una piattaforma per la gestione proprio degli eventi online, offline e ibridi. Questa piattaforma che ci ha permesso ovviamente di gestire le migliaia e migliaia di persone che interagiscono con noi da questo punto di vista qui, con l'aspetto che integriamo in modalità mobile, online e anche tramite i vari, diciamo così, i vari connettori che vediamo qui indicati, ad esempio Zoom, GoToWebinar e così via, per cercare di ridurre quello che è il device tra l'utilizzo appunto fisico e migliorare quelle che possono essere le modalità di ingaggio degli utenti. Poi non voglio soffermarmi, non vuole essere uno spot questo, ma per dirvi qual è stato il percorso. Quello che ci ha dato però più soddisfazione è quello che ha raccontato poco fa Giancarlo, ovvero bene, da impresa del territorio non potevamo non chiederci cosa succede dopo il Covid, perché in realtà qualsiasi budget, qualsiasi analisi, qualsiasi prospettiva, qualsiasi attività ha avuto un impatto da questo punto di vista qui, sia esso positivo o negativo. Ne abbiamo parlato con appunto Ca' Foscari del Centro Selisi, che all'epoca era presidiato come direttore da Giancarlo Corò, ne abbiamo parlato con la Camera di Commercio, abbiamo deciso di far partire questa cosa. L'abbiamo fatta partire su 3 temi, i 3 temi che abbiamo ritenuto che fossero quelli più, diciamo così, complicati dal punto di vista dell'impatto. Uno, il turismo e il travel, ne abbiamo sentito parlare prima, risparmi enormi da parte delle imprese, ma soprattutto abbiamo sdoganato il fatto che un cliente non debba fisicamente averci lì con lui, ma possa tranquillamente usare questi strumenti che stiamo usando anche noi per raccontarsi o per illustrare i vari prodotti. La parte workplace, perché c'è una reinvenzione totale degli spazi di lavoro. Noi stessi in questo periodo abbiamo aumentato, incrementato molto la presenza di coworker all'interno del nostro campus, e poi tutta la parte dei processi che ha un impatto importantissimo. Ricorderete sicuramente un caso che io cito spesso, ma perché ci siamo trovati totalmente impoveriti, che è quando Amazon ha deciso di dare priorità a certi ordini rispetto ad altri nell'evasione, nel pieno, diciamo così, del momento in cui noi ci trovavamo a casa e l'unico interlocutore era ordinare online. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire ripensare alle catene di supply chain, vuol dire ripensare anche alle modalità con cui noi lo facciamo. Cosa abbiamo fatto su questo aspetto? Abbiamo cercato di inserire dentro il top della tecnologia che c'è, del know-how che avevamo noi e che abbiamo noi, con un mix tra aziende, studenti, soprattutto nell'ambito della parte gestionale e nella parte economica e nella parte anche, diciamo così, di altre componenti ingegneristiche e non, per utilizzare questa ibridazione, la uso ancora una volta questo termine, per riuscire a estrarre delle soluzioni che possono portare a una trasformazione concreta verso le imprese. In particolar modo con la parte di Selisi abbiamo affrontato il tema della parte di process
e quindi qual è la trasformazione che questa cosa ci porta e ci trasporta verso il futuro. Nell'ambito specifico di questi contenuti, quello che è successo, come dicevo poco fa, abbiamo cercato di portare una serie di innovazioni. Un esempio fra queste è stato, ad esempio, un caso che vado a citare, è il caso della parte travel. Qui abbiamo affrontato un tema con un business travel. Immaginatevi cosa vuol dire per un business travel trovarsi diciamo così, completamente azzerato. Abbiamo organizzato un workshop circa una settimana in termini di durata, ma ovviamente esploso, spalmato nell'arco di 6 settimane, in cui abbiamo affrontato i vari temi, mettendo insieme questo team di lavoro che fino a poco tempo prima non si conosceva. Abbiamo messo un esperto che viene nominato per ogni singolo task. Il risultato di questa cosa è stato un percorso fatto totalmente online. Questi sono alcuni screenshot delle attività di lavoro che conoscerete sicuramente, varie tecniche che usano, che vengono utilizzate. Anche qui abbiamo affinato insieme con i partecipanti e con l'università questa cosa per riuscire ad arrivare poi a definire una mappatura della parte di customer journey o del nuovo viaggiatore travel che si trasformava, per arrivare poi a delle soluzioni che hanno avuto come risultato una trasformazione su quella che è la parte di comunicazione, con il coinvolgimento anche di clienti che hanno validato questo tipo di percorso. Quindi abbiamo accompagnato l'impresa con un sacco di domande a un'impresa che ha delle risposte, ha ancora ovviamente delle domande. Noi non abbiamo, diciamo così, il dono di dare solo delle risposte, ma anche di accompagnarli in un, diciamo così, un instradamento corretto di quello che succede. Qual è stato poi l'altro aspetto? Beh, quello di dare anche le priorità a quelle che vengono effettuate. Questo è un primo percorso che vi posso citare, ce ne sono altri con un'azienda, ad esempio, di assicurazioni nazionale importante, una delle prime 6 banche in Italia che stiamo affrontando un tema con loro dal punto di vista organizzativo. Che dire, sicuramente dopo il primo momento di sbandamento abbiamo accelerato una serie di processi per arrivare dove siamo oggi. Abbiamo ovviamente programmi per il futuro importanti su questo tipo di aspetti e abbiamo colto questa come una gran possibilità di cambiamento. Bellissima l'esempio di prima, e vado per chiudere, che diceva il Covid per noi è stato un grande IT manager, verissimo, lo è stato per un sacco di imprese da questo punto di vista. E l'altro aspetto che mi permetto di dire, però questo lo dico a Gianluigi, dico sempre che quando un prodotto non si paga, il prodotto siamo noi stessi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente le tecnologie ci sono oggi per poter essere utilizzate. Ovviamente i dati sono, come spesso succede, il nuovo petrolio, e quindi conoscere i dati, governare i dati e riuscire dai dati a estrarre dei processi che poi possono essere migliorati, questo sono ovviamente delle chiavi che non possiamo come imprenditori non dimenticare. Bene, grazie Patrizio. Devo dire che anche, diciamo, questa esperienza, il percorso, insomma, fa capire che, come dire, nel sistema c'è energia, no? C'è energia, c'è capacità, c'è voglia comunque di reagire. Mi pare che è anche un tratto, se vogliamo, anche così distintivo dei risultati anche della ricerca. Forse Patrizio, ecco, perfetto, che così ci rivediamo nuovamente tutti. Credo che dobbiamo anche andare alle conclusioni. Chiedo magari a Federico, perché mi risulta che Roberto Crosta non abbia potuto poi partecipare, diciamo, all'iniziativa. Io volevo solo dire che, diciamo, tanto ringraziando Patrizio Boff, ringrazio ovviamente anche Federico Furlani, Stefano Gelain e Gianluigi Michelotto per interessantissime testimonianze. Che appunto fanno capire che ci sono capacità, ci sono risorse, c'è voglia di reagire. Adesso con Patrizio Boff in particolare voglio dire anche l'idea che, insomma, oltre a reagire come impresa, c'è la consapevolezza che solo collaborando, no? Cooperando all'interno di ecosistemi si riesce di fatto a crescere, quindi bisogna muoversi anche attivamente in questa direzione. Quindi io credo che dobbiamo anche in questo senso ringraziare Patrizio per questa sua volontà di essere anche un imprenditore collettivo, al di là, diciamo, di fare business con la sua impresa, ma di coinvolgere anche altre, appunto, in progetti
di collaborazione. Collaborazione è un termine che ha utilizzato spesso e quindi credo che vada anche appunto riconosciuto, diciamo, l'importanza di questa attività. Credo, Federico, poi a te la parola, che diciamo anche da questa, insomma, occasione abbiamo, credo, insomma, acquisito informazioni molto, insomma, interessanti e anche un impegno forse a dare continuità a questa attività, diciamo, di monitoraggio, no, dell'adozione della tecnologia e credo anche di scambio di conoscenze a livelli diversi, no? Tra, diciamo, un livello più analitico che quindi monitora, diciamo, di processi nel sistema economico, ma le esperienze anche dirette delle imprese che danno davvero molta informazione, molto ricca su, diciamo, appunto, le innovazioni possibili. Federico, credo che hai proprio fatto il passaggio chiave che può essere poi l'eredità e l'ascito di questo webinar. Intanto mi associo anch'io davvero ai ringraziamenti a tutti gli interventi. Io credo che sia stato un webinar che ha fatto passare dei messaggi importanti e ovviamente per il tema su cui insiste sicuramente sarà impegno di noi tutti di mantenere in tensione questo percorso di ricerca con tutti i partner coinvolti, perché davvero, no, è un piacere sentir raccontare questi casi aziendali di frontiera, ma è altrettanto importante poi vedere la corrispondenza tra il caso aziendale e ciò che emerge dalla lettura integrata dei dati. Ecco, direi che proprio il punto di forza, no, dei vari soggetti che fanno ricerca è sempre di più di mettersi in rete, di integrare i propri archivi per queste letture profonde. Ho visto anche dalle chat complimenti che rigiro ai relatori e alle testimonianze, vuol dire che insomma in qualche modo abbiamo colto l'attenzione. Siamo in chiusura, davvero 3 cose al volo. Allora, continueremo a indagarlo, certo, e come questo spazio di tecnologie che Monica con quel bel grafico ci ha mostrato merita, no, di vedere come evolve quella nuvola per capirne poi tutte le implicazioni che mi pare siano emerse. Le richiamo velocemente: la complessità tecnologica, l'internazionalizzazione, anche il tema delle competenze. Ecco, qui mi piace ricordare che tra gli altri partner oggi non con ruolo attivo della ricerca c'è Veneto Lavoro. Nei monitoraggi che anche Giancarlo ricordava abbiamo alternato, no, questi momenti di analisi sui casi aziendali e sul lavoro. Mi sembra interessante anche i 2 casi aziendali, no? Le nuove figure chiave che emergono in azienda, questa attenzione alla centralità dei dati, ma anche il tema del facilitatore, del non specialista che però sia in grado di mettere in interazione l'azienda con l'ecosistema. Detto questo, ancora andiamo in chiusura, grazie davvero a tutti, ma con l'impegno a riaffacciarsi, a continuare questo percorso di ricerca tutti assieme. Grazie davvero per l'attenzione a tutti quanti e al contributo di tutti quanti. Buona continuazione. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.